Buongiorno di nuovo in diretta, ben ritrovati, tante notizie, tanti ospiti. Alle 12.30 naturalmente il punto stampa del Presidente Zaia. Oggi è venerdì, oggi è il giorno del verdetto del CTS, del Comitato Tecnico Scientifico, per quanto riguarda la zona nella quale si troverà il Veneto a partire da lunedì. Oggi è ancora zona gialla per tutta Italia, poi nel fine settimana zona arancione e dall'11 invece tornano le fasce diversificate in base ai dati epidemiologici. E allora parliamo proprio di questo con il primo ospite, con il sottosegretario all'interno Achille Variati. Buongiorno sottosegretario. Non lo vediamo, si era collegato, non lo vediamo in collegamento, sì, adesso lo rivediamo, il tempo di sistemare l'inquadratura. Insomma, abbiamo detto attesa per il verdetto del CTS che si pronuncerà in base ai dati analizzati dall'Istituto Superiore di Sanità. Sottosegretario, buongiorno, mi sente? Pronto? Sì, mi sente? Buongiorno. Pronto? Allora, c'è qualche problema probabilmente con il sottosegretario Variati con l'audio. Intanto si procede anche la macchina vaccinale per il vaccino anti-Covid. Proprio pochi minuti fa l'Unione Europea ha annunciato... mi sente sottosegretario? Abbiamo qualche problema con il collegamento. Allora, proprio pochi minuti fa l'Unione Europea ha annunciato di aver ordinato altre 300 milioni di dosi di vaccino Pfizer-BioNTech e quindi si procede in modo spedito. L'Italia è seconda a livello europeo per quanto riguarda le somministrazioni di vaccino anti-Covid, ottava nel mondo. Quindi se inizialmente si era partiti un po' a rilento, oggi il nostro paese sta recuperando e si posiziona appunto al secondo posto dopo la Germania per dosi somministrate. Dosi che il Veneto ha esaurito, l'ho detto ieri il Presidente Zaia, ma se ne erano già arrivate nuove per proseguire con le somministrazioni al personale medico e a operatori e ospiti delle RSA. Questa dunque è la situazione. Vediamo se abbiamo ripristinato il collegamento. Sottosegretario, buongiorno. Buongiorno. Grazie, ben ritrovato. Allora, ho annunciato insomma che sono ore di attesa perché oggi è venerdì e come ogni venerdì si attende l'esito del CTS e sembra ormai quasi scontato che il Veneto da lunedì sarà in zona arancione, o perlomeno insomma questa sembra la strada che si imboccherà da lunedì 11 gennaio. Così. I colori delle regioni vengono stabiliti non dalla politica, non dal governo, non dal livello regionale, ma dal Comitato Tecnico Scientifico che sulla base dei dati che vengono forniti dalle regioni stabilisce attraverso una formula complessa il grado, diciamo, di gravità dell'infezione. Niente, abbiamo ancora dei problemi con il collegamento. Stava appunto dicendo il sottosegretario Variati che spetta naturalmente agli... Ecco, lo rivedo collegato, prego. Speriamo di riuscire ad andare avanti con questo collegamento. Mi scuso, ma non dipende da me. Stia tranquillo. Stavo dicendo che la scelta del colore di una regione e quindi dei divieti non dipende dalla politica né nazionale né regionale, ma dalla scienza. Il Comitato Tecnico Scientifico tra qualche ora, sulla base dei dati che la regione ha fornito per la scorsa settimana, stabilirà il livello di gravità dell'infezione nella nostra regione. Purtroppo tutti gli indicatori, l'RT maggiore di 1, nella settimana precedente e l'andamento del numero dei positivi ogni 100.000 abitanti, tutto, ahimè, fa pensare che la regione Veneto non potrà mantenere il livello giallo, ma passerà a livello arancione, quindi ad una gravità media, e questo comporterà, sappiamo, alcuni sacrifici, in particolare per i ristoranti, i bar, eccetera, che dovranno essere tenuti chiusi.
Ecco, quello che lei sta dicendo mi porta a fare la domanda successiva, ed è quella dei ristori. Perché le dico questo? Perché ieri avevamo in collegamento la responsabile della FIP di Treviso che diceva i ristori sono arrivati ma non sono adeguati a quella che è la perdita di fatturato registrata. Oggi il sindaco Conte con un post su Facebook ha detto contatterò a breve proprio il sottosegretario Variati perché ho avuto modo di confrontarmi con una decina di ristoratori e che hanno portato alla luce proprio il problema ristori. Da questo punto di vista anche la settimana scorsa lei insieme ai suoi colleghi, il sottosegretario Martella e Baretta, avete detto i ristori ci sono, i dati dicono che i ristori sono arrivati. Ne servono di più, sottosegretario? Allora, che i ristori siano arrivati è un dato di fatto. Che siano arrivati proprio a tutti? Probabilmente no, perché dipendeva anche molto dal fatto se un'azienda, quindi un bar, un ristorante, aveva avuto già i ristori nel tempo precedente o meno, altrimenti le cose sarebbero andate un pochino più per le lunghe. In verità, quello che i ristoratori stanno lamentando è che i ristori che sono arrivati relativamente a dicembre andavano sempre con una verifica tra l'aprile del 19 e l'aprile del 20. Però i ristoratori hanno detto ma attenzione, perché dicembre per noi non era aprile, era un mese molto particolare, un mese in cui si faceva cassa, si faceva fatturato col cenone di Natale, della vigilia, Natale, con il cenone di fine anno. Tutto questo è venuto a saltare. Quindi loro chiedono che nel nuovo ristori, cioè nel nuovo decreto, si possano rivedere anche le regole, cosa che potrebbe avvenire, però purtroppo nel frattempo c'è questa crisi di governo che è sotto gli occhi di tutti e noi contiamo che o in un modo o in un altro possa sbloccarsi rapidamente, perché uno degli atti urgenti del governo è approvare un nuovo decreto con un nuovo stanziamento, con un nuovo scostamento di bilancio che permetterà di inserire denaro fresco da passare a tutte le attività che vengono chiuse. Quindi questa crisi di governo sta rallentando in qualche modo l'iter? Guardi, questa crisi di governo sta rallentando tutto ed è una passione in negativo per uno come me, che sono sempre stato abituato come sindaco a prendere decisioni, a muovermi, a risolvere i problemi. Ora, questa palude in cui il governo purtroppo è entrato non fa bene al paese, non fa bene alla politica. Quindi io mi auguro che veramente nel giro di qualche giorno ci sia una soluzione. Questo governo viene integrato da nuove forze? Bene. Questo governo cade e viene sostituito con un altro? E va bene, basta che si esca dalla palude, perché così non va bene all'Italia e non va bene nemmeno alla politica. Lei da che parte propende? Quale sarebbe secondo lei la soluzione migliore per il Paese? Guardi, io credo che in questo quadro della politica nazionale sia difficile pensare a una maggioranza diversa rispetto a quella che c'è. Quindi o questa maggioranza, Renzi compreso, trovano la quadra e continuano a governare il Paese, che sarebbe la cosa dal mio punto di vista migliore, ma non lo dico perché sono sottosegretario. Cosa vuole? Sono sottosegretario oggi, domani non lo fossi più, pazienza, fanno gli altri, non mi metterò certo a piangere. Dico che nei momenti di tensione, di difficoltà, di drammi come questi, l'Italia ha bisogno di tutto tranne che un teatrino della politica. Quindi o questa maggioranza trova la quadra, è un Conte terzi forzato sempre alla guida di Conte, vabbè, trova questa quadra e si va avanti. Altrimenti cosa vuole? È meglio mettere giù la penna, consegnare la questione purtroppo al capo dello Stato, il quale troverà una soluzione magari di un governo tecnico che porti l'Italia alle elezioni. Ma c'è da chiedersi, ma in questo momento sciagurato, difficile, con una pandemia ancora nei termini che sappiamo, è il momento
di riprendere tutti i bla bla della campagna elettorale, le promesse, il solito teatro della politica, o ancora è questo il momento di fare? Io pendo per questa seconda ipotesi. Se però non avvenisse, vabbè, allora la democrazia è la democrazia, il Presidente della Repubblica darà incarico a qualcuno che porterà il Paese verso le elezioni. Le faccio l'ultima domanda, anche perché il collegamento va e viene, però è stato chiarissimo, abbiamo capito benissimo insomma, la sua posizione. L'ultima domanda è relativa ai cosiddetti furbetti della quarantena. In questi giorni Polizia Locale di Treviso, per fare qualche esempio, si è messa in moto proprio per trovare chi non rispetta la quarantena. La Procura di Padova ha aperto una decina di fascicoli di indagine proprio su questo fronte. C'è chi anche fornisce dati non falsi, quindi numeri di telefono non falsi per non farsi contattare. Il Ministero dell'Interno pensa di muoversi su questo fronte? Guardi, il Ministero dell'Interno, attraverso le migliaia e migliaia di controlli che sono stati eseguiti, quasi 30 milioni sono stati i controlli che le forze dell'ordine nazionali hanno fatto nel Paese dall'inizio della pandemia. Sempre quando sono state trovate persone che avrebbero dovuto rispettare la quarantena e non l'hanno fatta, queste persone non solo vengono multate, ma vengono denunciate alla Procura della Repubblica, perché ovviamente con il loro comportamento penalmente perseguibile provocano problemi agli altri e quindi diventano veicolo di infezione in un tempo pandemico. È una situazione da completa irresponsabilità. Quindi sicuramente i controlli verranno ulteriormente fatti, si andrà anche a verificare alcune situazioni laddove abbiamo degli indizi. Quindi verranno fatte delle indagini ad hoc per mettere alla luce questi disgraziati, li chiamo così, irresponsabili, denunciarli. Il resto lo farà la Procura della Repubblica in base alle disposizioni di legge. Grazie davvero al sottosegretario all'Interno Achille Variati, grazie per il suo intervento, buon lavoro, ci risentiamo presto, grazie davvero. Mi scuso per il collegamento, ma non dipende da me. Siamo riusciti ad arrivare alla fine. Grazie sottosegretario, buona giornata e buon lavoro. Buona giornata a tutti voi. E adesso invece torniamo a parlare del maltempo degli ultimi giorni nel Bellunese, a quella tempesta bianca di neve che ha paralizzato letteralmente il traffico, tanti i lavori che sono stati portati a termine per ripristinare la circolazione stradale. Facciamo il punto insieme al direttore generale di Veneto Strade, Silvano Vernizzi. Buongiorno ingegnere, ben ritrovato. Buongiorno a lei. Grazie, mi scusi per l'attesa. Allora facciamo un attimo il punto, partendo proprio dagli interventi in Comelico, dove avete portato a termine appunto questo lavoro per sgombrare la strada dalla neve. Abbiamo anche delle immagini, insomma, com'è la situazione? Ma guardi, è stato un mese, quello di dicembre, particolarmente pesante per quanto tiene la neve, insomma, sostanzialmente. Noi abbiamo avuto dagli inizi di dicembre, possiamo dire, quasi 180 persone impegnate tra personale di Veneto Strade e personale delle imprese che lavorano per noi in queste circostanze, e 150 mezzi tra fresie, tra lame, cioè mezzi più svariati che servono appunto per lo sgombero della neve. Abbiamo avuto anche a dicembre, nel periodo iniziale di dicembre, con delle forti piogge, il danno più rilevante di tutta la rete di montagna, che è stata la frana sulla SP 251 della Val Zoldana e il comune di Forno di Zoldo, che ha bloccato praticamente la strada per circa un mese, perché l'abbiamo riaperta il 5 gennaio. Quindi per un mese esatto. Una frana importante, una frana che ha comportato anche
oltre alla rimozione del materiale franato, avrebbe comportato anche lavori importanti di messa in sicurezza del versante franoso, quindi con chiodature anche fino a 18 metri, quindi intervento significativo. Per fortuna, anche per capacità della gente che ci ha lavorato, il 5 di gennaio, il pomeriggio alle 17, l'abbiamo riaperta a senso unico alternato, consentendo quindi una viabilità normale nella Val Zaldana, che prima per un mese è rimasta servita solo dal passo di Staulanza, di Forcella Staulanza e del passo di Cibiana. Ecco, lei ha parlato proprio della provinciale 251 che, da quello che si sa, dovrebbe passare di competenza all'ANAS. Sì, esatto, è una delle strade previste nel DPCM dell'inizio del 2019 che deve passare alla competenza della gestione di ANAS. Che analisi fa, che cosa ne pensa di questo passaggio di competenze? Beh, lei ovviamente è chiaro che la mia risposta sarà di parte, questo è più che evidente. Io penso che se 20 anni fa c'è stato il passaggio da ANAS alle regioni e alle province, è fortemente richiesto dal Consiglio regionale, dai consigli provinciali, dalla politica in generale, vuol dire che un motivo c'era. Motivo legato al decentramento, ma motivo legato anche al fatto che allora mi ricordo, purtroppo, perché gli anni sono molti anche per me, e quindi ricordo direttamente la questione, perché si diceva con una testa, passatemi il termine, più vicina al territorio, probabilmente il servizio sarà migliore, perché la testa che è vicina al territorio ascolta le lamentele del territorio, le lamentele dei cittadini di quel territorio e quindi dà seguito, cerca di risolverli. Questo ritengo, e qua probabilmente non sono la persona più obiettiva per dirlo, ma ritengo che Veneto Strade in questi 20 anni l'abbia fatto, insomma. Quindi non lo so, io auguro ai veneti, alle persone che ovviamente che lavorano, che operano lungo la viabilità che verrà trasferita all'ANAS, io auguro a queste persone che la gestione dell'ANAS sia migliore di quella del tempo passato, parlo di 20 anni fa, e possa garantire una sicurezza e una buona circolazione sulle strade come credo l'abbiamo garantita noi fino adesso. Ultimissima domanda, abbiamo visto le immagini appunto dei lavori, tornando agli interventi nel Bellunese, lei ha parlato di numeri importanti, ha parlato del lavoro dei tecnici, degli uomini di Veneto Strade che hanno lavorato anche in condizioni davvero difficili, abbiamo visto delle immagini di uomini sommersi, letteralmente sommersi dalla neve. Certo, non solo, ma devo ricordare anche un fatto che per me è molto significativo, cioè alcuni dipendenti di Veneto Strade che erano andati da poco in pensione si sono offerti e hanno operato volontariamente, cioè senza alcun rimborso economico, diciamo, per lo sgombero neve, perché quindi esperti, ovviamente operai che erano andati in pensione, esperti nel portare le fresi e nel portare le lame, e si sono offerti e hanno lavorato volontariamente. Questo per me è un fatto estremamente significativo che dimostra l'adesione al lavoro, l'adesione all'azienda da parte di dipendenti che sono andati in pensione e che meritano il nostro ringraziamento, e penso il ringraziamento di tutti perché hanno operato per ripristinare delle strade, insomma. Assolutamente sì. Io la ringrazio, grazie davvero per il suo intervento, per aver fatto il punto, il quadro della situazione dopo davvero quei giorni difficili che hanno impedito proprio alle persone, ai cittadini di spostarsi, e grazie all'intervento appunto di Veneto Strade e degli altri enti interessati di poter tornare ad una sorta di normalità. Grazie davvero a Silvano Vernizzi, direttore generale di Veneto Strade, grazie, buon lavoro, a presto. Grazie. Noi ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, tra pochissimo.
Rieccoci in diretta, vado subito a salutare e ringraziare per essere con noi il dottor Andrea Rossanese, consulente di vaccinazioni internazionali dell'IRCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar, ma anche specialista in medicina interna. Buongiorno dottore e benvenuta, grazie per essere con noi. Buongiorno dottoressa Mozza. Buongiorno. Allora lei da anni, mi diceva ieri quando ci siamo sentiti, si occupa di vaccinazioni. E un tema quanto mai d'attualità oggi che arriva proprio la notizia che abbiamo dato in apertura con l'annuncio di Ursula von der Leyen che ha detto l'Unione Europea ha ordinato altre 300 milioni di dosi di vaccino Pfizer-BioNTech. Notizia che arriva dopo l'ok dell'AIFA ieri per la commercializzazione del vaccino Moderna, mentre c'è qualche rallentamento sul fronte AstraZeneca. Però insomma sono numeri importanti, notizie importanti, perché quanto mai in questo momento il vaccino rappresenta davvero la svolta nella lotta contro il coronavirus. Allora partiamo dalla notizia appunto di queste nuove 300 milioni di dosi importanti. Sì, sicuramente si tratta di numeri molto consistenti, anche se, come è facile intuire, non saranno sufficienti per garantire la copertura di tutta la popolazione dell'Unione Europea. Sono comunque un ottimo punto di partenza e qualche cosa sul quale dobbiamo sicuramente essere contenti, felici e sul quale dobbiamo scommettere. Ho avuto la fortuna di essere tra i primi a maneggiare e anche a ricevere il vaccino della Pfizer-BioNTech e devo dire che tutte le premesse della vigilia, forse anche perché lo aspettavamo da tempo, sembrerebbero essere confermate. L'impressione è proprio che si tratti di un buon prodotto, di un vaccino assolutamente affidabile, nonostante questa piccola difficoltà tecnica della conservazione a temperature molto basse, una volta scongelato di facile ripreparazione e somministrazione, e devo dire la verità, almeno nell'esperienza che abbiamo maturato all'ospedale di Negrar, con scarsissimi effetti indesiderati. Lei non ha avuto nessun tipo di effetto collaterale al momento? Voglio essere sincero, uno piccolo sì, un po' di fastidio nella sede dell'inoculo, ma è la cosa che mi capita regolarmente anche quando ricevo il vaccino anti-influenzale o qualsiasi altro tipo di vaccino. Anzi, se devo essere sincero, mi ha dato un po' meno fastidio il vaccino anti-Covid della fialetta del vaccino anti-influenzale quest'anno. Ma quello che le sto dicendo è proprio per fare il pelo all'uovo, perché altrimenti assolutamente nulla. Parlo per me. Dopodiché potrei raccontarle che dentro al quasi 2000 persone che ormai abbiamo vaccinato all'interno dell'ospedale, qualche episodio di po' di febbre dopo la vaccinazione, qualche piccola eruzione locale, rossore, prurito, l'ho visto, ma sono tutti effetti che si vedono potenzialmente con tutti i vaccini, non è una novità legata in particolare a questo vaccino e si sono tutti risolti spontaneamente nell'arco di 24 o 48 ore al massimo. Ecco, questo annuncio di queste ulteriori dosi del vaccino BioNTech-Pfizer è accompagnato anche dalla notizia della volontà di anticipare l'età e quindi già di somministrarlo agli over 65. Una cosa positiva, visto che anche proprio in questa seconda ondata abbiamo notato come i dati che ci arrivano parlano di un abbassamento dell'età dei pazienti colpiti dal Covid. Il fattore dell'età fin dall'inizio è stato un fattore necessario da prendere in considerazione per dare una certa regolarità alla somministrazione, all'erogazione del vaccino nella popolazione. Altrimenti ci sarebbe stata l'anarchia più totale e probabilmente avremmo assistito a scene anche poco edificanti di una corsa al vaccino, a chi primo arriva meglio alloggia.
Allora si era scelto fin dall'inizio di partire dalle categorie a rischio maggiore, gli operatori sociosanitari e gli ospiti delle residenze per anziani in primis, a seguire poi tutti i soggetti con patologie che mettono a maggior rischio e comunque quelli con l'età più elevata. Ma questo non significa che i sessantenni o i 65enni o anche i cinquantenni non debbano essere vaccinati. Significava solo dare una scala di priorità. Ben venga che se le dosi di vaccino sono sufficientemente adeguate per poter ampliare da subito l'offerta alla popolazione, l'età anziché essere quella dagli 80 in su e poi dai 70 in su e poi dai 60 in su, venga direttamente dai 60 o 65 in su, perché sappiamo di avere le dosi sufficienti per tutti. Si tratterà poi a livello dei servizi di prevenzione di dare una organizzazione adeguata alla erogazione, in maniera tale che poi la chiamata alla vaccinazione possa avere una regolarità e un ordine che competono a un paese normale, come ancora oso sperare che possa essere il nostro. Ricordo ai nostri telespettatori, stiamo attendendo l'arrivo del presidente Zaia tra pochissimi minuti. Dottor Rossanese, probabilmente la domanda che le faccio è sbagliata. Se le chiedo meglio il vaccino Pfizer, meglio Moderna, sappiamo perlomeno che Moderna si conserva più facilmente rispetto a Pfizer, che richiede temperature molto molto basse, quindi queste grandi celle frigorifere che raggiungono i meno 80 gradi, mentre Moderna si conserva anche in frigorifero. Ma come efficacia? Da quello che sappiamo, visto che AIFA si è espressa positivamente anche per Moderna. Certo. Allora, in realtà non è che la domanda sia sbagliata, è la risposta che corre il rischio di essere sbagliata e quindi cerco di essere attento in questo. I dati che abbiamo a disposizione oggi, e lo ammetto, sono dati ovviamente ristretti e limitati, perché da troppo poco tempo che maneggiamo questi vaccini, ci dicono che i due vaccini, quello di Pfizer-BioNTech e quello che arriva da Moderna, hanno una efficacia sostanzialmente sovrapponibile e hanno un profilo di sicurezza assolutamente certo. Su questo non voglio entrare in ulteriori discussioni o dibattiti, perché se ne è già molto parlato, ma in realtà non esiste che all'interno dell'Unione Europea, dove abbiamo un'agenzia europea per il farmaco e a cascata in un paese come l'Italia, dove c'è l'agenzia italiana per il farmaco, vengano immessi sul mercato prodotti dannosi sulla popolazione. Quindi questo lo do per certo. Sull'efficacia devo dire che siamo in entrambi i casi sopra il 90-92%, che è ciò che di meglio si possa sperare per un prodotto che è arrivato al banco di prova in un tempo assolutamente record. Quello che c'è da dire è che le due tecnologie utilizzate dai due vaccini sono sostanzialmente la stessa, anche se i due pool di ricercatori ci sono arrivati attraverso due vie. Grazie dottore, io devo interrompere perché è arrivato il presidente Zaia, è stato chiarissimo, torneremo a parlare con lei per tutti gli sviluppi futuri. Grazie al dottor Andrea Rossanese e noi andiamo a Marghera. 50.235 tamponi, con un'incidenza dei positivi sui tamponi del 6,74%. Ovviamente stasera saremo nelle classifiche con non con 50.000, ma avremo i positivi su solo 18.000 tamponi, che sono i molecolari. I positivi sono 3.388, che hanno un'incidenza di 6,74%. Guarda, questa è anche una tabellina riassuntiva, ce l'ho tutti i giorni, non ve la faccio mai vedere.
Ma se volete ve la faccio girare, ve la potete fotocopiare, dovete farla. La passo dopo. Boh. Il numero di positivi dall'inizio sono 280.719. Il numero di positivi di oggi sono 90.951. I ricoverati totali in questo momento stanno scendendo, ringraziando Dio, speriamo che sia un trend e non un caso. 3.345. Sono meno 22 nelle ultime 24 ore, eccoli qua, meno 2 in terapia intensiva e meno 20 nelle aree non critiche, quindi è il terzo giorno di calo, il che non vuol dire, ho visto qualche foto di qualche mega assembramento davanti a delle casse, non è che vuol dire che possiamo andare tranquilli, cioè il virus c'è e finché non sarà debellato bisogna avere la massima attenzione. Prova ne sia, purtroppo questa sarà la parte che diciamo si arresterà per ultima, è quella della mortalità, più 106, 7.263. I dimessi sono 11.611. Le dosi somministrate di vaccino, iniziamo da ieri, sono arrivati 48.520 nuove dosi, cioè avevamo fatto il 100% ieri, no? Poi sono arrivate la nuova fornitura ieri mattina e ne abbiamo già somministrate un quarto. Quindi complimenti alla macchina dei vaccini. A quest'ora insomma? Sì, a quest'ora, è roba di un quarto d'ora fa, mezz'ora fa. 12 meno 5. Quindi la macchina funziona. Sui vaccini voglio essere chiaro, che così poi non mi ci venga fuori il cinema che abbiamo visto con i tamponi, i positivi sui tamponi. Soprattutto lo dico per gli scienziati che danno sempre le interpretazioni. Adesso noi iniziamo, ascoltatemi bene, dalle prossime forniture ad accantonare vaccini che non faremo subito, perché saranno vaccini che ci saranno per i richiami, cioè chi ha fatto il primo vaccino 20 giorni fa, noi cos'è che facciamo? Iniziamo ad accantonare a ridosso in modo tale che ci restano pochi giorni in magazzino e poi iniettiamo per il richiamo, perché fino ad oggi abbiamo fatto una scelta secondo me giusta, che è quella di quantomeno di dare un minimo di copertura anticorpale a chiunque potevamo vaccinare, no? Voi sapete che comunque già la prima dose dà una copertura, dà una risposta anticorpale, la seconda la dà definitiva. Le alternative erano due: vaccinare e utilizzare tutto quello che avevamo, oppure mettere in magazzino, però lasciare in magazzino un mese un vaccino per aspettare il paziente che ti arriva dopo 21 giorni, decisamente no. Quindi dai nostri calcoli con queste forniture settimanali adesso iniziamo ad accantonare le dosi che ci serviranno per i richiami. Dalle prossime settimanali, Presidente? Sì, con gradualità, insomma, il che non vuol dire che restano settimane, però potrete avere delle giornate dove c'è, magari dite ma cosa, si è fermata la macchina, non si è fermata la macchina, è che cercheremo di farlo incastrare in maniera tale che arrivino e si somministrano, però un po' di prudenza ci vorrà. Presidente, posso chiedere un chiarimento sul dato che ha appena mostrato? Esatto. Allora, dosi somministrate, eravamo appunto a 45.000 ieri, quindi oggi saliamo a 48.000? Ok. Percentuale dosi somministrate 24,70, si riferisce a... Delle nuove? Quindi un quarto della seconda fornitura? Sì, che sono 40.950 la seconda fornitura. Quindi dovrebbe essere circa 10.000? Più o meno, sì. Adesso... Perché da ieri 45.000 arriviamo a 48.000 adesso? Non mi è chiaro? Prego. Scusate. Risponde il Flor. Siamo a questa quota perché una quota della fornitura di ieri ci era stata anticipata. La fornitura di ieri è quella che dovevamo ricevere il 4. Una quota di quella che abbiamo ricevuto ieri ci è stata anticipata la settimana, il 5 mi pare, e quindi noi il 5 e il 6 abbiamo vaccinato con la nuova quota, in acconto di quello che ci hanno dato ieri, insomma avevamo una parte anticipata, ieri ci hanno completato la fornitura che era prevista per il 4 ed è per quello che siamo al 24%.
Comunque c'è da dire, per dare una dimensione, oggi con questa macchina vaccinale, rispetto a queste categorie che prevedono ovviamente sanità su sanità, per capirci, i sanitari fanno della regione, gli ospedalieri praticano le vaccinazioni, noi siamo tranquillamente, possiamo arrivare a 7-8 mila vaccini al giorno. Cioè, quindi capite che quando tu ne hai 40.000 a settimana, 5-6 giorni li fai tutti. Quando si amplierà ad ampio spettro, poi anche l'assessore Lanzarini ovviamente sarà il coinvolgimento, anche visto e considerato che le vaccinazioni di massa speriamo si faccia con vaccini non refrigerati come Pfizer, allora capite che c'è tutta la macchina, diciamo, imponente del Veneto, che è quella dei medici di base, le farmacie, insomma tutti coloro che saranno in grado di praticare le vaccinazioni. In primis ovviamente i medici di base che conoscono uno ad uno i loro pazienti. Ma questo è un tema che tratterà la signora Lanzarini, che poi ha incontri anche con il dottor Flor direttamente lunedì, se non sbaglio, no? No, volevo dirvi un'ultima roba sul bollettino. Allora, è indubbio che abbiamo 3 giorni, da 3 giorni si sta calando. È indubbio che le curve che vediamo hanno un minimo di piega adesso, però non ci sentiamo di dire che questa è una direzione, e soprattutto vorrei essere chiaro, perché ho sempre detto quello che è la verità ai cittadini: se è una direzione va mantenuta. Cioè, capite che questa è come mettersi a dieta, no? Tu guardi la bilancia tutti i giorni e a un certo punto inizia ad andare giù. Non è che inizia ad andare giù e dice beh, riprendo a mangiare dolci perché la bilancia ha iniziato ad andare giù, perché torna su. Per fare l'esempio pratico, e quindi questa è come la bilancia e la dieta. Se adesso noi siamo bravi a tenere il rigore, la mascherina, evitare gli assembramenti, bene. Se il tema diventa semplicemente oggi lo posso fare, ieri non lo potevo fare, cioè non è che usciti dalla zona arancione dell'altro ieri o dalla rossa, che cos'era, e siamo passati alla gialla, significa che tanto io rispetto le regole. Bisogna metterci un po' anche del proprio, no? Nelle attività. E questo per venirne fuori velocemente. Alla luce di questo, siccome poi ci saranno le classificazioni che oggi noi non conosciamo ancora, nel pomeriggio, la sera, non so quando le farà, io vi confermo la posizione che noi abbiamo. Vi ricordo che domenica scorsa, come governatori, siamo stati convocati dal governo, ministro Boccia e ministro Speranza. Ci è stato comunicato del pericolo imminente di una terza ondata. Penso che al di là come si può dire, degli osservatori che non vedono più in là della punta del naso, varrebbe la pena di vedere cosa sta accadendo in Europa e nel mondo. La Germania aveva procrastinato le aperture e si parla di febbraio, la Gran Bretagna cioè, addirittura ha buttato il cuore oltre l'ostacolo, non si sa quando riaprirà. E noi vi do una dimensione, la Gran Bretagna fa 58.000 casi al giorno, noi ieri avevamo 18.000 casi in Italia, cioè nuovi positivi. Dopo, per carità, dipende dal numero di tamponi, da tutte queste storie. Quindi c'è anche stato detto che noi in teoria siamo 2 settimane in ritardo sulle curve dell'infezione europea, quindi la grande preoccupazione è quello che accadrà da qui alle prossime 2 settimane. Dobbiamo essere rigorosi nel rispetto delle regole, e tanto è vero che noi governatori abbiamo ottenuto una posizione che è assolutamente chiara, di dire che questo non è un fatto politico, no? Di evitare i dibattiti col dire che la zona gialla diventa da sei più amico di uno, sei più amico dell'altro, altre stupidate che ho sentito dire. Noi ci affidiamo all'Istituto Superiore della Sanità, cioè non c'è un board scientifico più autorevole di quello dell'Istituto Superiore della Sanità, si chiama Istituto Superiore della Sanità Nazionale, dove hanno per ogni regione dossier settimanali e quotidiani, perché diamo dati quotidiani, dove addirittura il singolo positivo è inquadrato col codice fiscale, quindi sappiamo, hanno dimensione di tutte le evoluzioni, di tutte le curve, tutte le statistiche, esiste proprio un report settimanale per ogni regione. Allora noi ci rimettiamo quello che accadrà, sappiamo di avere un R con T che lì gira attorno all'1, più o meno 0,2, più o meno 0,2 diciamo di valore, sappiamo che noi abbiamo un'incidenza alta, cioè vuol dire che il numero di nuovi casi ogni settimana su 100.000 è importante, vedremo quale sarà la classificazione.
Ho ragione di pensare che non si parlerà di zona rossa perché il salto sarebbe importante, però non vi so dire in questo momento quale sarà, se sarà zona gialla o arancione, perché dobbiamo attendere. Quindi attendiamo e vediamo cosa sarà. Vi ricordo che noi abbiamo fatto ad oggi 20 giorni di restrizioni, abbiamo iniziato il 19 di dicembre con la famosa zona gialla plus, ovvero zona gialla plus è più di plus, nel senso che abbiamo chiuso i confini comunali alle ore 14, che è durata dal 19 fino al 24, il 24 fino al 23 alle ore 24, dal 24 abbiamo iniziato con zone rosse i prefestivi e festivi e zone arancioni gli altri giorni, quindi noi siamo a 20 giorni di restrizioni. Tanto per rispondere a qualche teorico che ha detto che bastava una settimana, per noi si sarebbe risolta la situazione, è stato improvvido non adottare una settimana, siamo già a 20 giorni. La situazione purtroppo ad oggi non è che sta calando vorticosamente. Ricordo che abbiamo regioni limitrofe che hanno fatto restrizioni, è bene che vi ricordi che la Lombardia ha fatto 3 settimane di zona rossa, oltre a quelle di base che abbiamo fatto tutti, e 2 di zona arancione. Friuli ha fatto 2 settimane di zona arancione, o 3, l'Emilia Romagna idem, la Toscana si è fatta 3 di rossa e 2 di arancione, Bolzano penso sia fatto zona rossa, sì, si è fatto, solo per dirvi qual è lo scenario di questo bacino epidemiologico. Adesso cercheremo di capire cosa accadrà. E certo è che ne dobbiamo venire fuori velocemente da questa partita e penso che ci siano i presupposti se tutti noi facciamo un lavoro di squadra. Io credo fino in fondo che sia fondamentale il lavoro di squadra. Mi permetto di una roba, ogni tanto ci scrive qualcuno che guardate, comprendiamo fino in fondo la preoccupazione e la disperazione, cioè nel senso che ci sono persone che hanno grosse difficoltà, non sbarcano il lunario, attività commerciali. Ecco, io voglio essere chiaro, qualsiasi sia la decisione del governo, dell'Istituto Superiore della Sanità, è fondamentale che ci siano ristori. Per me questa è la dichiarazione che potete usare dopo che avremo le classificazioni. Che sia zona gialla ancora per il Veneto o che sia zona arancione, comunque è giusto, è corretto ristorare coloro che comunque fanno un sacrificio per la comunità, perché se è vero che ci sono molte persone che comunque lo stipendio lo percepiscono comunque, penso a chi ha la fortuna di poter lavorare per un ente pubblico, o chi ha la fortuna di poter lavorare per un'azienda che gli garantisce comunque lo smart working, eccetera, c'è anche chi si sacrifica per conto della comunità. Queste non sono solo attività commerciali che pagano il conto per essere attività commerciali, ma sono attività imprenditoriali che comunque, pensate alle palestre che sono chiuse da mesi, pensate ai bar e ai ristoranti, comunque non è che hanno la colpa di aver diffuso il virus, però stanno pagando un duro conto e deve essere riconosciuto. Io l'ho detto in più occasioni delle riunioni, anche in queste ore, in questi giorni, si garantisce che ci sarà un decreto di appoggio anche a queste nuove misure che verranno approvate, soprattutto quelle in base al rinnovo del DPCM del 15 di gennaio. Noi saremo lì a vigilare. No, vi dicevo, c'è qualcuno che ci scrive che noi abbiamo le restrizioni perché facciamo troppi tamponi. Cioè eviterei di tornare alla prima elementare nella spiegazione, magari fosse così. Vorrei ricordare a chi si è fatto questa idea, perché ogni tanto arriva qualche email di queste, vorrei ricordare, dimentichiamoci per un attimo i tamponi e guardiamo gli ospedali, ci sono 3.400 persone ricoverate che non sono arrivate perché hanno fatto il tampone, arrivano perché non ce la fanno più a respirare, hanno le polmoniti, hanno bisogno di una terapia intensiva per sopravvivere. Quindi eviterei anche che parta una guerra tra poveri, che chi è malato ha la colpa di essere malato, chi è ammalato ha il diritto di essere curato. E in Veneto stiamo curando, grazie a un lavoro ciclopico dei nostri uomini e donne della sanità e un'organizzazione che noi abbiamo dato, stiamo curando e prendendo in carico tutti. Oltre a questi prendiamo in carico anche oltre 7.000 pazienti che non sono Covid. Ve l'ho già detto ieri, lo dirò all'infinito. E vi ricordo, visto considerato che abbiamo tanti che fanno grandi analisi, stando seduti comodi nel divano di casa, vi ricordo che se questa ondata
fosse arrivata a marzo, noi non eravamo in grado di prendere in carico questi pazienti, restavano a terra. È bene ricordarlo, cioè noi a marzo avevamo 464 terapie intensive, oggi abbiamo in terapia intensiva tra Covid e non Covid 650 persone. Quindi nella sfortuna siamo riusciti nel frattempo a organizzare la sanità, portare a 1000 terapie intensive attivabili. Oggi, guardate, questa mattina quanti posti abbiamo liberi? 76. Questa mattina abbiamo 76 posti liberi, oltre a tutti. Liberi vuol dire, signori, vuol dire con il letto, pronto, con il respiratore, cioè non bisogna, già attivati, ne abbiamo 76. Vedete che stanno aumentando quelli liberi, altro aspetto positivo. Ma se servisse avere questi 76 e anche altri, ce li abbiamo. Cioè, la cosa che mi dà pace è pensare, perché questa è l'unica preoccupazione che ho, che non ci sia un Veneto che resta a terra, perché comunque dopodiché, ragazzi, se arrivano terapie intensive a 1 migliaio di persone, anche più, a quel punto implode la sanità, ma implodono tutte le sanità. Andate a guardarvi il numero di terapie intensive delle altre regioni, capite da soli perché vi dico questo. Basta, io non aggiungo altro. Se avete 2 domande rapide poi vi lascio al dottor Flore e all'assessore. Pederiva, Tosato, Parisi, Pettenò, Radio Wellness e Zambò. Grazie, buongiorno di nuovo Presidente. Buongiorno. Allora, lei ci ha appena ricordato che sono i tecnici, gli scienziati dell'Istituto Superiore di Sanità e più in generale della cabina di regia a decretare la classificazione. Ciò premesso e ricordato, ho partecipato a una conferenza stampa del Partito Democratico questa mattina che fa un'analisi della situazione, formula le proprie critiche e avanza una richiesta, e cioè che pur a fronte di questo lei Presidente adotti comunque un'ordinanza che istituisce una zona rossa sulla falsariga di quella già emanata per la scuola. Come l'ha fatto per la scuola, sentendo appunto pareri scientifici, lo faccia anche per il resto delle attività. Da parte della maggioranza di governo l'onorevole Rotta ha assicurato che ci sarà attenzione a garantire i ristori anche a fronte di misure restrittive regionali finora non coperte appunto da indennizi statali. La domanda secca è questa: a fronte di una garanzia nei ristori lei è pronta ad adottare un provvedimento del genere? Grazie. Ma la risposta secca è questa. Con la scuola ci siamo confrontati con la comunità scientifica, con l'identificazione delle aree sarà l'Istituto Superiore della Sanità a dire se siamo rossi o arancioni. Non ho capito perché si voglia sempre buttare in alto la palla per cercare di essere più realisti del re. Allora, delle due l'una, o decidiamo che questa è una scelta scientifica o è una scelta politica. Io mi rifiuto di pensare che davanti a un fatto sanitario si continui con questa narrazione di far credere ai cittadini che l'amministrazione regionale decide dove fare l'iniezione, su che parte del corpo, che medici, scusatemi, che protocolli sanitari utilizzare, che farmacologici o altro. Queste robe qua le fanno solo i tecnici. Dopo ve lo chiedete al dottor Flor, il piano di sanità pubblica non lo fa Zaia, la Lanzarin, ma non lo dico perché devo sgravarmi di questo impegno, perché è fatto dai tecnici. Quando io leggo dalla prima alla seconda fase è cambiato tutto, no, non cambia niente. Sono le stesse persone che hanno governato la prima fase, ci sono 1200 medici in più, facciamo 60.000 tamponi al giorno contro 2.000 tamponi, abbiamo messo in rete 14 microbiologie e stiamo curando più cittadini della prima fase perché abbiamo 1000 terapie intensive. E quindi la chiuderei qui. Il mondo della scienza ha un significato la sua esistenza, no? Ci dicono cosa dobbiamo fare, ve l'ho appena detto, noi abbiamo delegato come governatori, anche quelli della parte politica di questi signori, a dire che ci dica la scienza cosa dobbiamo fare. Ma guardate, sapete perché è fondamentale che sia così? Perché sennò il dibattito, da un dibattito scientifico diventa dibattito politico. L'avete vissuta la zona gialla, no? Abbiamo fatto 4 settimane, abbiamo sentito tante di quelle cretinate che mette basta. Cioè, questo è quello che ci ha detto. E poi, guardate, il governo non è rappresentato da forze di centrodestra, è il governo che comunque, secondo me correttamente, interpella l'Istituto Superiore della Sanità. Figurate, queste scelte possono passare attraverso, ma adotti la zona rossa, sentite, adotti la zona arancione, perché non l'arancione? Mi potevano dire anche di adottare l'arancione. Qual è la differenza tra rossa e arancione? Semplicemente che si chiudono i negozi, che non è un semplicemente, no?
ma se volessimo valutarla fino in fondo, noi non abbiamo agglomerati metropolitani, avendo piccoli comuni, mantiene un minimo di economia nel territorio e la differenza tra le due zone è quella. Punto, mi fermo qui. Cioè, no. Guardate, perdonatemi, eviterei in futuro di rispondere a queste domande perché lo stiamo dicendo all'infinito che è una scelta scientifica e ci rimettiamo alle scelte scientifiche. A completamento, se posso, solo per chiarezza, sì. Vuol dire che il Dipartimento di Prevenzione e gli scienziati che lei ha interpellato per la misura sulla Io non scuola ho nessuna indicazione per la zona rossa in questo momento. di avanzare a noi come amministrazione no. Di questo tipo per il resto delle attività. E come abbiamo detto come governatori che è inutile che si continui. Io l'avevo detto, forse non so se c'eri in quella conferenza stampa di lunedì scorso, abbiamo detto come governatori evitiamo che ad ogni attribuzione di zona, mi ricordo la frase che vi ho detto, ci sia un istante dopo qualcuno che dice ma faccia un'ordinanza per fare questo, cioè, scusate, se i massimi scienziati dicono questo, punto, ci diranno zona rossa, noi non, ve lo dico in anticipo, prendiamo atto della scelta scientifica, dolorosamente prendiamo atto. E ci rendiamo conto, però avete capito che questa si riduca al fatto che dei politici dicano cosa dobbiamo fare, preferirei farmelo dire dall'Istituto Superiore della Sanità in tutta sincerità. Tosato, poi Parisi, Pettenò, Radio Wellness e Zambon. Buongiorno Presidente, buongiorno. La prima è una domanda prettamente tecnica, proprio per diciamo di servizio per i cittadini. Prego. Ipotizziamo che il Ministero della Salute ponga il Veneto in fascia arancione. E rispetto alla fascia arancione ci sono provvedimenti regionali integrativi o aggiuntivi in vigore? Scusatemi. In vigore dico. No, non so se mi sono spiegato. Voglio dire, la fascia arancione assorbirebbe gli altri provvedimenti regionali attualmente vigenti? Ma non c'è nessuno provvedimenti regionali, adesso noi siamo in zona gialla come stabilito dal decreto del governo dell'altra sera. Sì. Oggi l'ultimo giorno, poi c'è l'arancione, quindi nel momento in cui ci fosse un'attribuzione di una fascia, di un colore di fascia, quelle sono le misure, punto. Esattamente questa. Sa perché glielo chiedevo? Prego. Perché alcuni cittadini, non è che tutti seguono proprio l'escalation delle ordinanze, alcuni dicevano ci sono altre misure che bisogna tenere presenti, oltre. Invece l'arancione è arancione, ma è identico arancione che abbiamo vissuto durante il periodo natalizio. Benissimo, e questo è chiaro. Un altro punto invece che riguarda le vaccinazioni. Sì. Da alcune parti, diciamo ambienti di governo, ambienti dell'opposizione, comunque insomma c'è chi auspica una vaccinazione di studenti e docenti per consentire la riapertura in sicurezza delle superiori. Postilla a questo c'è anche chi lamenta che nel programma vaccinale indicato dal governo non siano inserite nelle fasce prioritarie le persone disabili e i loro familiari. Glielo segnalo come proposta. Guardate, ricordiamo ai cittadini che le classi di priorità nelle vaccinazioni sono stabilite direttamente dal governo, dal Ministero della Salute. Avrei infine una domanda per l'esimio direttore Florman. Facciamo dopo, così io poi vado sopra. Prego. Ci sono previsioni di tempi per questa classificazione? Ha parlato con qualcuno? No, non lo so. Oggi, immagino che oggi ci sia la classificazione, come accade tutti i venerdì. Sarà in giornata, penso, immagino. La ringrazio. Prego. Parisi. Presidente, buongiorno. Dite sempre per chi lavorate, scusate, io me ne dimentico. Le tue testate. Devo ricordare la mia testata, sì, Anna Maria Parisi, Gruppo Media Nord-Est, Antenna 3, Rete Veneta, Tele Nord-Est. No, ce lo chiedono da casa. Sì, no, non lo sapevo perché essendo rientrata da poco. Hai ragione. Quindi, bene.
Allora, alcune domande le hanno già poste i colleghi, invece chiamano in tanti sui vaccini e magari la girerò al dottor Flor. Tra questi ha chiamato stamattina, ci tenevo a dirlo visto che era particolarmente accorata nei saluti nei suoi confronti, la signora Chiumenti, la moglie del professor Chiumenti. Ah, prof, sì. Ecco. E quindi ha fatto la tesi o il professor Chiumenti? Esatto, sì, ce l'ha detto. E poi invece ci hanno chiamato anche i familiari di una signora di cui lei aveva ricordato il compleanno, i 109 anni, il 30 novembre scorso, ovvero la signora Marcella Boldrini. Ecco, la signora ha compiuto 109 anni il 29 novembre scorso, lei l'ha salutata e però purtroppo è venuta a mancare, allora ecco un saluto così. Mi spiace. 109 anni. Sì, aveva superato 2 pandemie e 2 guerre. Ah sì, mi ricordo. E poi avrei anche una domanda per quanto attiene la questione delle visite private, ma magari la pongo all'assessore Lanzarin. Grazie. Pettenò. Curcio Pettenò, Rai TGR Veneto. Presidente, innanzitutto un'informazione. La decisione che prenderà viene presa però dal Ministro della Salute, poi la classificazione. Funziona esattamente così: l'Istituto Superiore della Sanità fa un report nel quale dà le indicazioni per ogni regione e il Ministro la trasforma con un'ordinanza ministeriale. È un'ordinanza che rispetta le indicazioni del CTS o può essere rivista dal Ministro? No, fino ad ora il Ministro ha sempre adottato in maniera assolutamente rispettosa le indicazioni dell'Istituto Superiore. Quanto durerebbe poi? Una settimana? Ma di solito sono 2 o 3 settimane le aree, nel senso che le zone gialle vengono rinnovate ogni settimana, invece se sono di altro colore mediamente sono 2 o 3 settimane dal momento in cui vengono deliberate. Allora, stiamo sull'ipotesi appunto che si va in arancione e le faccio ripetere. Questo non lo so. Però le faccio chiedere appunto, al di là della classificazione, lei sottolinea l'aspetto dei ristori. Come dovrebbero intervenire i ristori? Quali richieste specifiche lei fa da parte come governatore, come Presidente della Regione del Veneto sui ristori che servono ad alcune categorie che vengono colpite dai provvedimenti? Ma guardi, le zone dalla gialla alla rossa all'arancione, le zone dalla gialla, arancione e rossa hanno un crescendo di impegno economico con i ristori. Devono essere ristorate le attività prontamente chiuse, che sono, penso, ai ristoranti, i bar o altre realtà che sono chiuse, penso alla zona arancione, che comunque mantiene aperti i negozi, ma che avranno anche loro delle difficoltà perché avranno la chiusura del confine comunale, quindi non potranno avere clienti da fuori comune se fosse zona arancione. Se fosse zona rossa si va anche alla chiusura dei negozi. C'è da ricordare che in tutte le zone è possibile uscire dal confine comunale per lavoro, per salute, per necessità, per fare la spesa alimentare, e queste sono sostanzialmente le motivazioni per l'uscita. Per quanto riguarda appunto la questione ristori, ma fino adesso a lei risulta stanno arrivando, sono arrivati, ci sono degli interventi che la Regione può aggiungere alle richieste che vengono dalle categorie di sostegno? Ma guardi, il grido di dolore delle imprese e di tutti coloro che ne stanno pagando il conto di questa crisi è comprensibile ed è da sostenere fino in fondo. Dico anche che noi abbiamo fatto la scelta di non mettere le tasse, per cui noi non preleviamo dalle imprese e dalle famiglie 1.179 milioni di euro all'anno. È come se le chiedessimo con le tasse e poi le restituissimo. Dall'altro c'è da dire che alcuni hanno ricevuto ristori, perché è pur vero che qualcuno ho sentito che ha ricevuto ristori, poi ce ne sono tanti che non li hanno ancora visti. Quindi spero che sia solo un problema, come si può dire, burocratico, perché i ristori sono stati annunciati. Anche l'ultimo decreto era stato affiancato a un provvedimento da 650 milioni di euro, vi ricordate, a valere dai primi di gennaio, e anche le ulteriori zone dovranno avere un decreto di sostegno. Un'ultima domanda, mi scuso se sto rubando spazio, ma sui vaccini ho sentito che il Presidente dell'Emilia Romagna, nonché Presidente della Conferenza delle Regioni,
ha lanciato l'idea, e non so se questa è un'idea che viene fatta da tutte le regioni, di fare i vaccini anche di notte. È un'ipotesi che state... Ma sì, noi siamo pronti. Noi siamo pronti, giustamente Flor dice prima facciamoli bene di giorno, però al di là della battuta devo dire che nell'ultima riunione io ho anche proposto di arrivare almeno fino a mezzanotte. Considerate che ci vogliono i vaccini per farli, cioè noi siamo pronti a fare l'H24, l'abbiamo già annunciato in tempi non sospetti, forse a voi è sfuggito perché abbiamo parlato di palazzetti dello sport, di fiere, però ci vogliono i vaccini. Considerate che noi oggi abbiamo una fornitura che ci permette di fare 7.000 vaccini al giorno, è finita, cioè oltre i 7.000 non possiamo andare perché non abbiamo proprio i vaccini, fisicamente i vaccini. E in ogni caso ci sarebbe lo stop al movimento alle 22, perciò se siamo o gialli o rossi arancioni, perciò... No, ma quello non è un problema, perché per motivi di salute si va fuori confine comunale a farsi il vaccino, figuriamoci se non si fa il vaccino, non c'entra nulla la zona con la vaccinazione, Però guardate, se dovesse sbloccarsi la partita, diciamolo fino in fondo, di AstraZeneca, perché Moderna si è sbloccata ma per noi è irrisoria come paese, e allora se si sblocca AstraZeneca, ieri c'è stata una comunicazione di OMS importante che ha detto che in via di principio, in un contesto diciamo di necessità, si può provvedere anche all'utilizzo di AstraZeneca. Questo l'ho letto io in un comunicato di OMS, il che mi fa pensare che a breve giro di posta ci sia un'autorizzazione. Se sarà così ne avremo tanti, perché ci annunciano che non avremo problemi, a quel punto faremo sessioni a tutte le ore per poter vaccinare. Radio Wellness, se ti puoi avvicinare al microfono, grazie. E poi scusa, è la radio delle palestre, la Radio Wellness? Più o meno, no, non solo delle palestre. Buongiorno Presidente, Marco Cava, Radio Wellness. Volevo chiederle due chiarimenti. Ieri ha parlato di 8 varianti del virus nella nostra regione, di cui 2 solo venete. Ha informazioni riguardo l'efficacia del virus del vaccino su tutte e 8 le varianti? Sì. E se le 2 varianti solo venete sono state trovate anche in altre regioni? No, allora confermo che le varianti venete nel database nazionale non trovano traccia, quindi vuol dire che sono al momento solo venete. E non sappiamo la ricaduta ancora dal punto di vista epidemiologico, perché vanno interfacciati i dati delle varianti con le sintomatologie dei pazienti che portavano quelle varianti, cioè capire se danno polmoniti, se sono più infettive o meno infettive. Dall'altro però voglio ricordarvi che il vero problema è quella inglese, che ormai ha assodato che è molto più contagiosa, e questo potrebbe spiegare diciamo, l'onda di piena che ci siamo presi noi in maniera importante, che non c'entra nulla. Cioè, qualcuno dice ma cos'è cambiato? C'è cambiato il virus, cioè il virus di oggi non è quello di marzo, deve essere chiaro a tutti, il virus di oggi non è quello di marzo, cioè, questo ce lo dice lo zooprofilattico che l'ha sequenziato. Zambò, e poi passiamo al dottor Flor se non ci sono altre richieste. Io forse passo direttamente al dottor Flor, perché altrimenti... Allora passiamo al dottor Flor. No, prego. No, semplicemente per avere il numero preciso, lei diceva ci sono 650 terapie intensive occupate e abbiamo 76 posti, quindi ne abbiamo 726 al momento, perché ci segnalavano ad esempio a Verona 9 aperture. Allora, noi abbiamo... A questo punto lascio, se vuole il dottor Flor, pensavo volessi risposta da me. E vi ricordo solo una roba sulle terapie intensive, secondo me anche questo è diventato un tormentone, no? Perché poi c'è chi non ha altro da dire che so far polemiche, no? Noi purtroppo siamo impegnati su un altro fronte, che è quello di salvare la vita alle persone. Vuoi ricordare, le terapie intensive sono state tutte comunicate al Ministero, sono tutte cartografate con le planimetrie, sono alcune attivate, altre attivabili. Poi il dottor Flor vi spiegherà anche la differenza tra questi due termini, no? Perché attivabili? Perché non ha senso tenere 500 letti vuoti, perché sarebbe assolutamente un insulto all'organizzazione. Aggiungo anche l'altra domanda, per cui poi mi dica lei se vuole rispondere o se facciamo spiegare al dottor Flor. Ci segnalano tanti concittadini ormai AIRE che vivono parte dell'anno all'estero e parte no, tanti vorrebbero vaccinarsi, però avendo chiesto, ho presente il caso di una coppia che vive metà dell'anno in Grecia, trevigiani, hanno chiesto all'USL di Treviso, hanno chiesto all'ambasciata italiana in Grecia, la risposta è al momento non abbiamo indicazioni su
se e come sarete vaccinati. Nessuno lascia a terra nessuno, il problema è che lo faranno quando sarà il loro turno. No, ma la risposta è stata non ci risulta che vi sarà un turno perché... Vorrei conoscere chi ha dato questa risposta. Ma come se sono cittadini italiani, vengono vaccinati in Italia, appunto. Ma scrivetelo, non serve neanche leggere le leggi per fare queste robe qua. Non lo dico a voi, trovo strano che se ci dite anche chi ha dato questa risposta, almeno sappiamo da dove è nata. Non c'è nessun problema. I gelatieri quando tornano a casa hanno la vaccinazione quando sarà il loro turno, per capirci. Saluto i gelatieri, ecco, e voglio... No, non sono gelatieri. No, voglio salutarli, perché vi ricordo che i gelatieri in Germania danno lavoro a 22.000 persone e la Germania ci ha ospitato, e voglio anche esprimere la mia vicinanza alla Germania. La Germania fa 1.000 morti al giorno e noi con la Germania siamo legati a doppio filo per relazioni sociali, economiche e culturali. Abbiamo un sacco di veneti lì in Germania e quella situazione che stanno vivendo in questo momento di certo è la più brutta nella storia della Germania dal punto di vista sanitario. 1.000 morti al giorno. Avete visto il discorso della Merkel e avete visto cosa ha detto? Ha detto, cioè, io non ho mai vissuto un periodo come questo. Tra l'altro Merkel è anche il suo ultimo mandato, quindi esprimo veramente la mia vicinanza e della nostra comunità ai tedeschi. Bene. Ah, scusa. Cristina Giacomuzzo, scusa, ma non ti avevo... No, scusa di te, mi è arrivato in questo momento. Buongiorno Presidente, mi chiedono da Verona per l'Arena. C'è una famiglia di Verona che in maggio partirà per l'America per un intervento chirurgico della figlia minorenne e una permanenza negli Stati Uniti di 3 mesi per la riabilitazione. Hanno bisogno di partire vaccinati, cosa devono fare non rientrando nelle fasce? Secondo voi cosa facciamo? Voi cosa fareste? Cosa faresti? Io parto. No, nel senso li vaccineresti? Ma per forza, ma figuratevi. Cioè, questo non è una deroga, cioè è una deroga ma è motivata. C'è una persona che va per motivi sanitari e urgenti negli Stati Uniti e ha bisogno della vaccinazione. Figuratevi se non li vacciniamo. Prendano contatti con il dottor Girardi, penso che sia sufficiente il dottor Girardi di Verona, e se non trovano il contatto ci chiamino e ci arrangiamo noi. Non è un trattamento di favore, hanno un diritto. C'è anche un'altra famiglia che dovrà portare il bimbo per un'operazione importante, un bambino piccolo, e anche lì c'è il problema della vaccinazione, verrà fatta. Se ci fanno avere il nome magari tramite l'Arena li contattiamo, non c'è problema. Lo dici a me? Sì, perfetto, dopo... Grazie. Presidente, vedo il CTS che dice siamo a rischio zona rossa, vedo un'ultima uscita, ma se arrivassimo in zona rossa lei che dice? Quello che ho detto prima. Cioè noi ci rimettiamo le decisioni dell'Istituto Superiore della Sanità, se decidiamo che il tema è un problema sanitario, se qualcuno vuole farlo diventare politico noi ci chiamiamo fuori, come abbiamo sempre fatto. A questo punto direi che possiamo lasciare il Presidente libero. Grazie. E buon lavoro al Dottor Flor, grazie. Ciao. E poi c'è l'assessore. Poi l'assessore. Vogliamo fare il contrario, facciamo il contrario. Assessore e poi chiudiamo col Dottor Flor. Prego, Assessore. Sì, no, il Presidente aveva annunciato il discorso per quanto riguarda i medici medicina generale, no? Allora noi lunedì avevamo già in programma un incontro per fare il punto sui tamponi e quindi con numeri sono effettivamente molti e quindi poi ve li comunicheremo anche a voi, sia i tamponi fatti dai medici di famiglia sia i provvedimenti contumaciali, quindi hanno fatto un lavoro e dobbiamo ringraziarli di questo, un lavoro molto molto importante, un lavoro che continuerà anche nel proseguo, perché voi sapete che ci eravamo dati fino a fine anno, perché in finanziaria c'è stato messo anche uno stanziamento specifico, 70 milioni, proprio per continuare con l'accordo nazionale che era stato preso a livello nazionale, i famosi 18 euro a tampone, no? Quindi faremo questo incontro lunedì appunto per fare il punto sulla continuazione dell'attività dei tamponi e quindi presso i propri ambulatori o comunque in altre strutture
insomma, come si sono organizzate per vedere i numeri di questi 2 mesi più o meno, insomma, in cui sono stati molto attivi, e poi con loro ci siamo già parlati, insomma, per iniziare il coinvolgimento per quanto riguarda la fase vaccinale, che sarà la fase vaccinale chiaramente legata al momento in cui avremo dosi di vaccino sufficienti, ma soprattutto avremo un vaccino che è fattibile anche, la cui somministrazione è fattibile anche da parte degli MMG, perché non c'è la catena del freddo o comunque dei limiti di questo tipo. Quindi sicuramente il discorso AstraZeneca che diceva il Presidente diventa fondamentale. È chiaro che i medici di medicina generale sono sempre stati importanti per quanto riguarda la catena delle vaccinazioni, pensiamo all'antinfluenzale, quindi vanno arruolati subito, ma comunque insomma diventano un punto fondamentale proprio nei confronti dei loro assistiti e non solo. Inizieremo invece già a settimana prossima per quanto riguarda l'individuazione delle corti, quelle degli ottantenni, insomma, da vaccinare in base al programma, e in questo caso, quando parliamo di ottantenni non autosufficienti, ci sarà l'infermiere dell'assistenza domiciliare che andrà eventualmente a casa, quindi qualcuno aveva anche chiesto andate direttamente a domicilio, sì, per il disabile non autosufficiente, insomma andremo anche direttamente a domicilio per fare il vaccino. Queste insomma le ultime cose. Chiaramente dopo l'incontro di lunedì vi forniremo anche sia sui numeri, insomma sul punto numeri per quanto riguarda tamponi e proseguo dell'attività, sia per quanto riguarda il discorso appunto della campagna vaccinale poi insomma nelle fasi successive. Per quanto riguarda invece la domanda, quella lì insomma delle riaperture di alcune attività, mi sembra legata alla libera professione, penso sia. Sì, esatto, perché anche per quanto riguarda le attività non solo in convenzione ma privatistiche presso le strutture pubbliche, chiedono molte persone quando verranno riattivate, anche perché hanno necessità di andare con quel medico specificatamente. Allora è chiaro che sappiamo insomma che c'è molta richiesta da questo punto di vista, siamo però ancora in una situazione, e è stata analizzata ieri anche dai direttori generali, dal direttore generale il dottor Flor, per cui in questo momento non riapriremo l'attività in libera professione, ma ci prendiamo un'altra settimana per capire com'è l'andamento appunto all'interno degli ospedali, e quindi com'è l'andamento anche a livello di pressione. Tra una settimana insomma saremo in grado di anche capire e speriamo insomma anche di riaprire questo segmento importante. Ultima cosa che dico e poi lascio la parola al dottor Flor, credo che la settimana prossima riusciamo a darvi anche un primo resoconto per quanto riguarda le farmacie. Mi dicono che una ottantina di farmacie rispetto alle 1400 hanno già aderito e stanno già facendo tamponi, ma era un dato, insomma, mancava ancora tutta una USL, mi sembra tutta l'USL di Verona, quindi probabilmente saranno anche di più. Essendo anche loro inseriti nel sistema di biosorveglianza, riusciremo ad estrapolare anche qui i numeri e darvi anche un quantitativo di quanti tamponi vengono fatti all'interno delle farmacie, anche con il quantitativo di farmacie che hanno aderito. Assessore, scusi, posso farle un'altra domanda o non so se sì, dopo la Parisi, se qualcuno ha altre domande. Giacomuzzo? Ok. Sì, Assessore, volevo chiederle se è vero che in questa prima fase di vaccinazione per quanto riguarda gli operatori sanitari rientrano anche i medici pensionati, anche se non sono direttamente coinvolti in prima linea. I medici pensionati rientrano in questa prima fase di vaccinazione? Allora, poi risponde il dottor Flor. Io credo che se sono medici pensionati che sono tornati al lavoro, sì, se sono medici pensionati e se sono coinvolti... Non sono coinvolti nell'attività di reparto, ma sono a casa in pensione. Cioè, a me non risulta, non lo so. Cioè sono quelli che sono stati richiamati, credo. No, la specifica era sono medici pensionati che non sono direttamente coinvolti in prima linea, quindi non sono tra i reparti. Sono pensionati come gli altri. Per quanto ci riguarda, sì. No, bisogna vedere, poi ci sono tante fattispecie, ci sono tanti medici in pensione che sono stati coinvolti e con attività di tampone e nelle case di riposo
qualcuno è coinvolto nelle vaccinazioni a livello, quindi varia da caso a caso, non lo so. Il pensionato fine a se stesso oggi non è le categorie previste, ma noi abbiamo tante situazioni tipo anche non è previsto in genere chi fa attività tipo del soccorso, però dove c'è una franca attività che espone anche al Covid è inutile dire che uno non c'è, uno sì, uno no, quindi ne vacciniamo piuttosto uno in più che uno in meno, avendo a disposizione il vaccino su persone che in qualche modo sono operative, soprattutto legate anche all'attività Covid e anche nell'attività in strutture residenziali per disabili, per non autosufficienti, oltre che le RSA. Su questo noi andiamo, è un target molto preciso, e anche se personale lavora a queste strutture come volontariato, insomma. Giacomuzzo. Buongiorno, Giacomuzzo, giornale di Vicenza. Assessore, mi scusi, è stato completato il concorso per l'assunzione degli infermieri o è ancora in corso? No, il concorso è stato completato, c'è una graduatoria e c'è un'interlocuzione tra le varie direzioni del personale, proprio per cercare di non creare problemi di travaso tra una struttura e l'altra, e quindi proprio questa mattina c'era un incontro tecnico per cercare appunto di non mettere in difficoltà nessuna struttura, il famoso problema delle case di riposo. Quindi vuol dire che io infermiere ho vinto, però se lavoro in una RSA resto in stand-by? Stanno cercando di trovare la soluzione più consona, più possibile, più legittima per salvaguardare i diritti delle persone, ma al tempo stesso di non creare disservizi da nessuna parte. Se posso chiedere un dettaglio. Cos'atto? Scusa Cristina. Prego Cristina, Ecco, no, magari l'assessore oppure il direttore Flora. Questo discorso delle fiale, delle dosi che si possono ricavare dalle fiale, leggevo che secondo l'AIFA si potrebbero estrarre anche 6 dosi da una fiala. Ecco, no, io ho finito. No, lo dico perché questo... AIFA recita testualmente almeno 6. Almeno 6. Quindi se... Non c'è scritto più, recita almeno 6. In qualche rarissimo caso mi dicono che ci sarebbe anche la 7ª e quindi non è esclusa, perché secondo me almeno 6 non esclude la 7ª. Gli operatori ci dicono che in qualche altrettanto rarissimo caso ce ne sono 5. Ma il tema era che nella prima consegna, quella sperimentale da 860 dosi per tutta la regione, quella del 27, ci avevano detto 5 dosi per ogni flaconcino. Oggi ci dicono almeno 6, c'è una circolare ufficiale del Ministero che trasmette la circolare AIFA, quindi il dato è questo. Che è uscita dopo il primo giorno, quello che citava il direttore Flor, dopo la giornata della domenica 27, che tutti hanno fatto 5 dosi, 2 giorni dopo è uscita la circolare ufficiale AIFA con 6 dosi. Ecco, quando vengono segnalate le dosi ricevute? Lascio che allora risponda alle domande. Quando vengono segnalate le dosi ricevute da Roma, per intenderci, direttore, facciamo il caso di ieri. Così sentono le TV, grazie. Facciamo un caso di ieri. Queste dosi vengono valutate tenendo conto il numero di almeno 6 per fiala? Noi ieri avevamo ricevuto 440, con l'acconto che avevamo avuto abbiamo ricevuto 40.950 dosi, quindi quelle sono le vaccinazioni che faremo. La prima volta abbiamo ricevuto 38.900, oggi siamo a 48.000, ecco perché abbiamo consumato il 24% della seconda fornitura. Bene, allora c'era... Sì, c'era Zambò, la collega Moscati, ancora Giacomuzzo e Parisi.
Sì, volevo appunto tornare sul tema di prima, dottor Flor, per il numero di terapie intensive. Abbiamo detto 650 occupate fra Covid e non Covid, è il numero preciso? No. No. Allora, noi abbiamo 700 posti di rianimazione, 701, 698, comunque posti attivi occupabili. C'è una rilevazione che facciamo alle 17 di pomeriggio e c'è una rilevazione che invece il coordinamento regionale del 118, il dottor Rosi, fa in tempo reale. Allora, il numero che ha dato il Presidente alla rilevazione ufficiale che vedete sul bollettino ieri sera, quello che io vi ho detto, i 76 posti liberi, era la rilevazione in tempo reale che ha fatto il dottor Rosi stamattina. Questo, i 76 posti, non sono 76 posti Covid, sono 76 posti dei 700 che stamattina erano liberi per eventuali pazienti Covid pro quota, e voi sapete che avevamo destinato 400 posti letto ai malati Covid, gli altri 300 erano destinati a malati non Covid. Sull'andamento dei posti letto, anche in rianimazione, stiamo notando un minor numero di nuovi ingressi. Noi abbiamo passato un lungo periodo in cui avevamo 20 persone al giorno che entravano in rianimazione, nuove persone che entrano, oggi siamo intorno a 15. Questo coincide anche con un minor numero di nuovi ricoveri in terapia, non solo in terapia intensiva, ma anche nei ricoveri non terapia intensiva, quindi malattie infettive e semi-intensiva, e anche negli ospedali di comunità. Quindi i nuovi ricoveri di pazienti positivi da 3 giorni sono in leggero calo. Ricordate, vi avevo detto, noi siamo pronti ad affrontare una crescita. La malattia da un mese cresceva lentamente, circa 50 nuovi ricoveri al giorno, che erano in gran parte controbilanciati anche da dimissioni. Oggi siamo a una diminuzione di 50 nuovi ricoverati al giorno, quindi vuol dire che il saldo tra i nuovi ricoveri e i dimessi è meno 50 al giorno. Ma è uniforme in tutta la regione, oppure ci sono usi dove si soffre di più e dove si soffre di meno? Ci sono mediamente, la situazione è abbastanza stabile. Nelle terapie intensive la situazione di maggior occupazione è Verona, nelle terapie non intensive la provincia, di Verona, per le terapie intensive e per le non intensive è Treviso, quella di maggior occupazione. La provincia che è bassa sia nella terapia intensiva che nella non intensiva è Rovigo, che la vedete, la solita. Ultima cosa a entrambi probabilmente, alla fine qual è l'RT preciso che risulta a voi alla vigilia della scelta? Perché in agenzia leggiamo 0,97. Chiedo all'assessore. Sì, è uscita adesso in agenzia che il CTS ci pone, ve la leggo, così il direttore non può saperlo, dice l'indice di trasmissibilità RT medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 103 e dice che l'Emilia Romagna, la Lombardia e la Calabria hanno un RT puntuale maggiore di 1 anche nel valore inferiore, compatibile con uno scenario di tipo 2. Altre 6, Liguria, Molise, Sardegna, Sicilia, Umbria, Valle d'Aosta, lo superano nel valore medio, altre 4 lo raggiungono, Puglia, o lo sfiorano Lazio, Piemonte e Veneto. Però questo è quello che è uscito adesso. Quindi noi questo lo sappiamo perché noi mandiamo puntualmente tutti i nostri dati. L'elaborazione di tutti questi dati, che sapete viene fatta all'Istituto Superiore di Sanità. Questa è la fonte
da cui noi sappiamo qual è il nostro RT. Noi non calcoliamo il nostro RT, questa è la fonte. Noi diamo tutti gli elementi perché poi l'Istituto Superiore di Sanità fa il calcolo. Ok, Moscati, Giacomuzzo, Parisi. Sì, mi scusi, io volevo tornare un attimo, se posso, sui vaccini. Prima aveva detto il Presidente, stiamo mettendo da parte le dosi per la seconda richiamo. Non ancora, metteremo. Metteremo, benissimo. Ecco, appunto, riguardo proprio a questo metteremo. E siccome si parla di questi 21 giorni, molti si chiedono, ma se per caso succede qualcosa tipo non c'è la dose, non sta arrivando, oppure eccetera, e uno facesse questo richiamo qualche giorno dopo, c'è qualche problema? Cioè questa data è essenziale, cioè rispettarla, oppure ci sono delle varianti? Alle persone che vengono vaccinate viene data sì, questo lo sappiamo, l'appuntamento per il richiamo. Se ragioniamo se non arriva il vaccino è un'ipotesi non data, potrebbe ritardare. Allora, realisticamente, se il vaccino ritarda di un giorno non succede nulla. Okay. Però noi non è che aspettiamo, noi il grosso dei richiami ce l'abbiamo da partire dal 20-21, no? Perché poi abbiamo 800 richiami, quelli che abbiamo fatto il 28, cioè i primi richiami li facciamo il 18, sono 800 persone, quindi non è un numero elevato. Dal 20-21 cominciamo ad avere, noi lo sappiamo, se posso dirle subito qual è stata la progressione. Noi abbiamo ricoverato il 30 dicembre 698 persone, il 31 dicembre 3146, quindi sappiamo che al 21 gennaio avremo 3146 persone che arrivano, e quindi con la fornitura del 11 e quella del 18 noi siamo sicuri di accantonare i richiami almeno per le date, che poi sono anche tutti i numeri successivi, perché stamattina il Presidente ha detto vaccineremo anche 8.000. Noi il giorno dell'Epifania abbiamo vaccinato 8.060 persone. Quindi noi sappiamo esattamente quante persone abbiamo vaccinato ogni giorno, dove le abbiamo vaccinate, ogni sede vaccinale accantona a partire dalla fornitura di lunedì prossimo, cautelativamente, perché poi abbiamo anche un'altra fornitura il 18 prima dei richiami, le dosi per i richiami. Potesse saltare anche la fornitura dell'11 che arriva al 14, non pregiudichiamo il richiamo. Se la fornitura del 18 arriva al 20 non pregiudichiamo i richiami, quindi abbiamo un margine. Per cui sta alla vostra, diciamo, previsione e messa in sicurezza delle dosi, onde evitare qualsiasi altro problema che potrebbe essere da un arrivo. Noi nelle prime 2 forniture abbiamo fatto la scelta di vaccinare e di consumarla interamente anziché accantonare, perché avremmo ottenuto vaccino accantonato per un mese, per 20 giorni. No? Con le prossime forniture vacciniamo quel tantino che abbiamo, perché dobbiamo accantonare per i richiami. Ma il nostro piano è che per fine gennaio abbiamo chiuso tutto il personale sanitario, gli ospiti dell'RSA, il personale dell'RSA, gli ospiti e il personale dei centri territoriali per non autosufficienti e per il disagio, e per una quota di questi avremo anche iniziato il richiamo. 185.000 che abbiamo parlato, che noi abbiamo dato come primo parametro. Quindi queste sono le prime categorie che sono previste. Ricordo che grazie. Giacomuzzo e poi Parisi. Chiedo a lei se da tecnico ha voglia di replicare alle dichiarazioni del professor Crisanti. Oggi sul nostro giornale lui sostiene che il Veneto ha sbagliato perché le zone rosse funzionano, le zone gialle no, sono meno efficienti. Il Veneto ha sbagliato poi ad affidarsi ai tamponi rapidi che non sono adatti. Le faccio un riassunto veloce della sua posizione.
I tamponi rapidi in particolare non sono adatti perché sono stati quelli, dice, che hanno permesso poi di infettare le RSA. Ti fermo subito. No, il professor Grisanti deve cambiare interlocutore, perché vorrei dire, casomai non lo sapesse, lo ricordo, che le zone rosse, gialle o altro le decide non la Regione, e quindi il Veneto si è solo adeguato a quello che ha fatto il governo, l'Istituto Superiore di Sanità, e l'utilizzo dei tamponi per lo screening, ricordo che sono forniti ai medici di medicina generale dal commissario Arcuri. Non solo, lo Stato ha modificato il contratto dei medici di medicina generale perché questi possano fare i tamponi rapidi che sono forniti direttamente da Arcuri. Quindi noi abbiamo messo in pratica, sia per quanto riguarda il regime di colorazione, sia per quanto riguarda la politica dell'utilizzo dei tamponi rapidi, su cui noi ci eravamo per tempo affrettati ed oggi siamo ad una terza generazione di tamponi rapidi considerata molto affidabile, ma noi abbiamo semplicemente fatto quello che era la programmazione e la direzione nazionale. Quindi mi domando dov'è che abbiamo sbagliato, e abbiamo fatto quello che è stato indicato a livello nazionale. Un'ultima precisazione: sulle scuole sostiene che si è riaperto al buio, o comunque c'è l'impressione che non ci sia un'idea se le misure di contenimento che sono state adoperate fino alla festa di Natale siano effettivamente buone oppure no. Su questo cosa risponde? Guarda, noi abbiamo i dati scuola per scuola, i dati di nuove malattie, i dati di contagio dove si è manifestato un caso fra gli studenti o fra gli scolari, i dati di contagio dove si è manifestato un caso tra i professori, corpo docente ed altri professori. Abbiamo tutti i dati e le decisioni le abbiamo prese anche sulla base di questo. Fin quando l'indice di contagio era praticamente nullo, non abbiamo fatto provvedimenti. Quando abbiamo visto che a un isolamento di un caso corrispondeva ulteriore caso positivo, abbiamo fatto provvedimenti. Questi sono gli elementi su cui ci siamo basati. Direttore, ti informo, scusa se ti interrompo, che in questo momento è uscita una ADN Cronos, non so se gli altri colleghi ce l'hanno, in cui si dice che Calabria, Emilia, Lombardia, Sicilia e Veneto sono arancioni. Era giusto per informarti. Così non abbiamo... Qualcuno ha domande? Parisi e Zambò. Sì, allora, dottor Falò, buongiorno nuovamente. Dunque, due domande per quanto riguarda i vaccini. C'è molta preoccupazione da parte della gente che ha delle problematiche per quanto riguarda casi di malattie, eccetera, che dicono non possiamo farci il vaccino. Come devono comportarsi anche con i medici di base per non risultare persone che non vogliono farselo ma non possono farselo? Questa è la prima domanda. E poi, se abbiamo tempo, se è possibile sapere la differenza dei vaccini nella catena del freddo per conservare la distribuzione, con ad esempio quelli del Pfizer BioNTech con i meno 80 gradi rispetto all'altro vaccino che può essere tenuto normalmente in frigorifero, nei freezer, a una temperatura differente. Grazie. Guardate, la vaccinazione avviene su convocazione. Sono state definite delle fasce di rischio e è bene che seguiamo quel modello. In prima battuta, l'ho detto, operatori sanitari, strutture residenziali. In seconda battuta ci sono servizi pubblici essenziali e ci sono categorie a rischio, in particolare per classe anagrafica, sono gli anziani. Sì, scusi professore, perché non ho specificato la preoccupazione per chi ha delle conclamate allergie. Beh, chi ha conclamate allergie avrà una specifica anamnesi prima di sottoporsi al vaccino,
sarà in un ambiente molto protetto dove vacciniamo, c'è un ambiente protetto e non a caso è richiesto obbligatoriamente la presenza di un medico dove si vaccina. Se ci fosse qualche reazione, poi guardate che le conclamate allergie forse saranno trattate con particolare attenzione, non è che non si tiene conto di questo. Quindi se lo faranno lo stesso il vaccino? Ma vediamo, Sì. ci sono anche dei criteri di esclusione per il vaccino. Cioè, non è che andiamo, però non vorrei neanche adesso pensare che noi finora non è che abbiamo registrato tutti questi casi di allergia. Siamo stati anche abbastanza attenti su pazienti che hanno anche una storia di reazione allergica, no? a trattare con grande attenzione, però non abbiamo avuto finora situazioni. Quando capiteranno persone particolarmente a rischio adotteremo tutte le precauzioni del caso. Insomma, se l'eventuale rischio è una conclamata allergia alla penicillina che c'è, quella persona non assume penicillina, si trovano soluzioni diverse, insomma. Poi avremo 3 tipi di vaccini, probabilmente anche la risposta eventuale di grave allergia potrebbe essere anche diversa a seconda del tipo di vaccino, che non sono perfettamente identici. Sul vaccino che stiamo utilizzando è noto, va conservato a -80 da quando si scongela, ci sono 4-5 giorni per l'utilizzo previo, insomma, ricostituzione e diluizione. Poi c'è invece un vaccino che viaggerà a temperatura ambiente per qualche giorno, che è l'Astra, e c'è il Moderna che invece viene tenuto a -20, può stare in frigo per un certo periodo e può rimanere fuori dal frigorifero anche questo per qualche giorno, insomma. Quindi sicuramente molto più maneggevole del passaggio direttamente da -80, da quando lo togli a -80 hai 4 giorni per consumare, no? L'altro sta a -20 ma poi può stare anche, mi pare, 3 settimane nel frigo normale, a temperature normali di 1 grado, 2 gradi. Ma perché c'è questa differenza? Sono i materiali, gli additivi, il vettore del vaccino, che più o meno oleoso, più o meno componenti che lo contengono, magari lo rendono poi più o meno facilmente utilizzabile. È ovvio che il -80 e anche il -20 preserva il vaccino, non lo cristallizza così com'è, insomma. Grazie. Ci sono anche trasporti, no, a lungo periodo, da quando esce dalla produzione fino a quando lo utilizzi, insomma, hai la garanzia che rimane perfettamente come quando è stato preparato. Zambon e Pederiva, avevo capito bene, e scusa, è il collega... Sì. No, semplicemente appunto alla luce dell'ordinanza che pare di capire sia stata firmata e che ci mette in zona arancione, volevo chiedere un commento all'assessore, se ci dà speranza al di là del gioco. Ma io non posso fare nessun altro commento di quelli che diceva il Presidente, non sapendo ancora in maniera ufficiale qual era la nostra classificazione. C'è una parte tecnica, scientifica, quindi Istituto Superiore di Sanità, CTS, che in base a tutta una serie di parametri fa queste valutazioni, e noi chiaramente e giustamente ci atteniamo a quelle che sono le osservazioni che ci vengono fatte e alle designazioni che vengono fatte. Altro, Martina? No. Pederiva, Gazzettino. Era esattamente la stessa domanda, magari cogliamo l'occasione per ricordare ai cittadini in cosa consistono le misure restrittive. Allora, l'area arancione consiste in quella che abbiamo già sperimentato durante queste vacanze di Natale, che era quella non dei festivi, prefestivi, ma tutti degli altri giorni, quindi vuol dire bar e ristoranti chiusi, negozi aperti non è prevista la mobilità solo all'interno del proprio comune, no? Questo mi sembra che siano, insomma, a memoria le 3 linee, insomma, che qualificano l'area arancione. Poi chiederemo meglio all'avvocato Bottegon oggi. Prego. Buongiorno Stefano Pitarello, 3 Padova, 7 Golder. Una puntualizzazione, quanto aveva detto prima, della prossima settimana, che quindi iniziano i vaccini
per gli ottantenni. No, non vorrei essermi spiegata bene, ma l'avevamo già detto anche l'altro giorno, noi stiamo già approntando il piano per la chiamata per gli ultra ottantenni, che è la corte che noi dobbiamo chiamare sempre in base al piano Arcuri dopo la prima fase, ossia operatori sanitari, ospedalieri e territoriali, anche del privato convenzionato, RSA, disabili all'interno di strutture eccetera, abbiamo gli over ottantenni. Noi ci prepariamo, cioè stiamo già preparando per febbraio, insomma quando sarà, avremo i vaccini eccetera, già perché comunque fa presto arrivare a quelli che sono i passaggi successivi con la chiamata. Difatti era proprio questo discorso, cioè la chiamata, c'è in qualche modo anche gli ultra ottantenni, le famiglie possono prepararsi loro stessi a fare domanda o aspettano il medico di base? No, guardate, la domanda no, perché altrimenti poi non la gestiamo, quindi come tutti i piani vaccinali che abbiamo già fatto e che sono sempre stati fatti, insomma c'è una chiamata diretta. Con orario, luogo dove uno deve andare. Tosato e poi chiudiamo. Sì, per il direttore Flor, proprio ieri Agenas, che è, come lei ben sa, l'agenzia per i servizi alle regioni del Ministero della Salute, ha tirato un po' le orecchie alla sanità del Veneto, segnalando che i tassi di occupazione sia in area non critica che nelle terapie intensive i tassi di occupazione dei posti letto sono superiori alla soglia d'allerta. Non solo nel Veneto, ma insomma ci sono segnali di riduzione di questo affollamento, segnali che si vanno concretando? Ma guardate, il tasso di allerta per le terapie intensive è il 30%. Noi ce l'avevamo il 20 novembre. Mi pare che di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando del dato diffuso ieri da Agenas. Il dato ce l'avevamo il 20 novembre, mi pare che è passato un mese e mezzo, abbiamo una disponibilità di posti, vedete, la nostra vera forza è che il servizio sanitario, ancorché molto impegnato, ma ha margine per ospitare malati, ancorché abbia un numero di malati alti, elevato. Noi abbiamo un margine ancora di capienza e quindi di offrire assistenza non solo ai malati Covid. Ricordo che siamo partiti a febbraio, l'ha detto stamattina il Presidente, con un certo numero di posti di rianimazione, e oggi ne abbiamo 220 in più attivi, e questo ci consente di far fronte a numerose altre attività. Poi se il dato è il Veneto ha tanti ricoverati, insomma, non è che possiamo anche lamentarci se siamo capaci di ricoverare tutti i malati. E con questo vi annuncio che domani non ci sarà la conferenza stampa, ci rivediamo lunedì post tampone. Grazie. Domani non c'è. No. Nonostante che diventiamo tutti naranzi. Siamo arancioni in tutto. Si conclude dunque la lunga conferenza stampa, il Presidente Zaia che ha fatto il punto sul fronte contagi ma anche sul fronte vaccini, il commento prima ancora di sapere quello che sarebbe stato l'esito del monitoraggio dei dati, ha detto noi ci rimettiamo alle decisioni della comunità scientifica che ha deciso il Veneto da domenica 10 gennaio sarà in fascia arancione, infatti ha firmato il Ministro Speranza, non so se la regia riesce a mandare in onda proprio il comunicato del Ministero della Salute. Il Ministro Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia, firmerà in serata una nuova ordinanza che andrà in vigore a partire da domenica 10 gennaio. Passano in area arancione le regioni Calabria, Emilia-Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto, con le restrizioni che ormai conosciamo, quindi il divieto di spostarsi non solo fuori regione ma anche fuori dal proprio comune, se non per motivi di
lavoro, di salute, per motivi che non possono essere indispensabili, e naturalmente restano chiusi bar e ristoranti, se non per attività di asporto, aperti invece i negozi. Questi in sintesi quello che prevede l'area arancione. Era prevedibile, era in qualche modo già annunciato questo. Per quanto riguarda l'RT del Veneto, il monitoraggio dell'Istituto Superiore di Sanità pone il Veneto ad un R con T di 0,97 con un intervallo tra 0,96 e 0,98, quello insomma R con T di cui aveva già parlato ieri il Presidente Zaia, che aveva detto si aggira intorno all'1. Dunque da domenica 10 gennaio il Veneto sarà in fascia arancione. Andremo poi ad approfondire quelli che sono i dati però emersi dal monitoraggio dell'Istituto Superiore di Sanità, che parla di una situazione che si aggrava in tutta Italia, con dati non solo dell'R con T ma anche dei ricoveri in peggioramento rispetto a qualche settimana fa, e andremo poi ad analizzare questo. Però vado subito a salutare, perché siamo già in ritardo rispetto alla tabella di marcia, con il dottor Luca Gino Sbroggiò, direttore del Dipartimento Prevenzione dell'USL 3 Serenissima, ma anche componente di quella task force che si occupa del monitoraggio delle scuole e quindi di tutti quei protocolli di sicurezza che riguardano le scuole. Buongiorno dottore, ben ritrovato, grazie per essere con noi. Grazie a voi e buon anno a tutti quanti. Buon anno anche a lei, un anno che proprio sul fronte scuole si è riaperto con delle novità, non solo perché i ragazzi delle superiori continuano con la didattica a distanza alla luce della nuova ordinanza regionale, ma perché i ragazzi di elementari e medie sono tornati a scuola con una novità sul fronte protocolli. Perché? Perché fino a prima della pausa natalizia, nel caso ci fosse stato un caso positivo, scusate il gioco di parole, in una classe che fosse stato uno studente o un insegnante e gli altri ragazzi invece erano negativi, potevano continuare a frequentare le lezioni con una serie di accorgimenti previsti dalle linee guida. Da oggi invece le cose cambiano, meglio da quando sono rientrati a scuola i ragazzi le cose cambiano. Perché cosa succede, dottori, in caso ci sia anche solo una positività in classe? Allora, in estrema sintesi diciamo che quello che cambia è che il referente Covid della scuola, cioè un insegnante che ha assunto anche la competenza di gestire nel contesto scolastico i rapporti con l'azienda sanitaria, immediatamente cioè sospende l'attività scolastica in presenza e in attesa delle disposizioni del Servizio Igiene e Sanità Pubblica, che sono di tipo quarantenale, cioè abbiamo la necessità di mettere in sicurezza, in massima sicurezza, il contesto scolastico, mettendo immediatamente in una situazione appunto di sospensione della presenza in classe, quindi stanno a casa i ragazzi, e viene poi fatto il dispositivo quarantenale da parte del Servizio Igiene e Sanità Pubblica. Il rientro in classe è con tampone rapido negativo in 10ª giornata. Quindi questa è una novità importante e ovviamente la si può motivare, ed è motivata così nei dispositivi regionali, partendo dalla situazione difficile che si sta vivendo, con molte positività ancora in essere e anche con la necessità di valutare bene cosa succede in questi giorni e nella prossima settimana dopo le festività natalizie, che riteniamo abbiano portato comunque degli incontri familiari prevalentemente e che potrebbero avere qualche conseguenza anche del di fuori dell'epidemia. Allora, dottor Sbroggiò, io le chiedo di aspettare ancora pochissimi minuti, io lancio le previsioni, una brevissima pausa pubblicitaria e poi torniamo con ulteriori dettagli tecnici per le famiglie che ci stanno guardando. A tra pochissimo. A tra poco. Grazie. Benetton, centro assistenza tecnica per caldaie a gas, condizionatori e termoregolazioni. Dal 1976, al vostro servizio con professionalità e cortesia. Bentrovati al meteo. Una debole circolazione anticiclonica interessa il nostro territorio. La giornata di venerdì 8 gennaio vedrà un tempo tutto sommato stabile. La situazione nel dettaglio.
Sul Veneto sarà asciutto, non sono attese precipitazioni particolarmente degne di nota. Il cielo si presenterà in prevalenza soleggiato, tuttavia saranno possibili locali addensamenti e nelle ore più fredde non si escludono anche nebbie sparse, a tratti anche fitte. Temperature minime in calo, valori minimi compresi tra lo 0 o di poco sotto praticamente ovunque, vedete valori massimi invece tra i 3 e i 6 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove la situazione non cambia. Anche qui l'alta pressione manterrà il tempo buono con tanto sole dappertutto, salvo per qualche foschia in pianura al mattino. Temperature minime tra -1 e 2 gradi, massime sui 6 gradi. Uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige. Anche qui sarà una splendida giornata all'insegna del sole, solo con qualche annuvolamento ma senza ulteriori conseguenze. Clima freddo con temperature minime sotto 0, massime sui 2 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo aggiornamento. Benetton, centro assistenza tecnica per caldaia a gas, condizionatori e termoregolazioni. Dal 1976, al vostro servizio con professionalità e cortesia. Rieccoci in diretta, vi ricordo per chi si fosse perso la prima parte che il Veneto da domenica sarà in zona arancione, è arrivata la decisione del CTS e anche la notizia del ministro Speranza che entro questa sera firmerà la nuova ordinanza, dunque da domenica Veneto in fascia arancione. Stavamo parlando con il dottor Sbrogiò, direttore del Dipartimento Prevenzione dell'USL 3 Serenissima, del nuovo protocollo che riguarda le scuole in caso di positività di un ragazzo o di un docente in classe. Dunque anche di fronte solamente ad un caso positivo tutta la classe andrà in quarantena per 10 giorni. Dottore, prima della pausa, prima di questa novità, i ragazzi dovevano essere sottoposti a tampone, questo per permettere il rientro in classe. Ora invece andranno in quarantena senza sottoporsi ad un tampone dal primo giorno, diciamo? È così. Allora, la scuola tecnicamente sospende l'attività didattica, no? La sospende immediatamente appena ha conoscenza di una positività, vuoi di un insegnante, vuoi di un alunno. Cambia, viene meglio definito il ruolo di possibile contagiante dell'insegnante positivo. Deve aver avuto almeno più di 4 ore di insegnamento in una classe, quindi diciamo si mette anche qualche definizione che aiuta nel fare l'indagine dei contatti stretti nel contesto scolastico. Quindi sospensione dell'attività scolastica in presenza, quindi tutti gli studenti sono in attività in remoto, no? Tramite il computer, faranno le lezioni tramite il computer. E il rientro, lo confermo, è giusto quello che lei dice, è mediante da tampone fatto in 10ª giornata, un tampone rapido fatto in 10ª giornata o nel contesto scolastico o nei drive-thru, e se negativi riprendono l'attività scolastica. Quindi è una situazione un po' particolare, come bene si capisce, si giustifica solo in un contesto di alta circolazione virale e comunque la stessa ordinanza regionale dice che è un documento che viene rivisto al variare delle condizioni epidemiologiche. Ecco, speriamo che è in vigore fino al 31 di gennaio, magari se la situazione invece prende una piega migliore possa essere anche rivisto il documento. Ci rendiamo ben conto che è un sacrificio per tutti. Certo, perché poi naturalmente di fronte a ragazzi minori poi le famiglie dovranno stare a casa, magari uno dei 2 genitori, per assistere il ragazzo che magari proseguirà in didattica a distanza. Immaginiamo che poi anche gli istituti si siano preparati, organizzati in questo senso. Allora, certamente erano ben preparate le scuole superiori, no? Le secondarie di secondo grado, che sono l'altro argomento oggetto, no? Perché lo sappiamo che numerose altre regioni d'Italia in questo momento hanno per una certa quota percentuale la presenza degli studenti in classe in presenza. No, in Veneto invece con Friuli Venezia Giulia e le Marche
hanno deciso 100% in didattica a distanza fino al 31 gennaio, proprio per questa presenza importante di virus nella nostra regione. E ritengo, adesso tra poco riprendo i nostri webinar con gli insegnanti. Appena terminato questa intervista sarò appunto collegato con i nostri interlocutori nell'ambito scolastico. Ritengo che si siano organizzati anche loro, anzi devono essere organizzati. Certamente è una situazione difficile, perché fino a prima delle vacanze, con il tampone fatto in maniera rapida non solo nel senso che sia subito l'esito, ma anche rapida nel senso che nell'arco di una giornata o due dopo la positività al manifestarsi della negatività dei tamponi, la classe ritornava a scuola e quindi si perdevano pochi giorni di scuola e per il 90% trovavamo tutti negativi. Era circa un 10% che aveva una seconda positività. Adesso non siamo in grado di fare questa distinzione per motivi prudenziali. L'altra cosa che va segnalata è che appunto le scuole si sono organizzate e che pertanto speriamo che duri poco questo problema, in maniera da ridurre al minimo i disagi. Certo, tecnicamente succederà come succedeva anche prima con il vecchio protocollo, arriverà una lettera, una comunicazione, una mail solitamente da parte dell'istituto che comunicherà la presenza di un caso positivo, e quindi le famiglie già il giorno stesso, se dovesse arrivare la mattina o il giorno successivo, dovranno tenere a casa i ragazzi. Sì, è così. L'igiene pubblica in realtà trasforma un'iniziativa amministrativa della scuola, cioè la sospensione dell'attività didattica, in un obbligo contumaciale, cioè la quarantena, che solo l'ambito sanitario può fare. La certificazione per l'assenza dal lavoro, il giustificativo, viene prodotto dal medico di famiglia, quindi in modo che i genitori, il papà, la mamma, insomma qualcuno possa rimanere a casa con i bambini quando sono piccoli, e ovviamente poi anche la disciplina giuridica nazionale permette di fare l'attività lavorativa in remoto, cioè il genitore che sta a casa, ovviamente per le condizioni lavorative specifiche caso per caso, possono continuare l'attività lavorativa a distanza. Ecco, una cosa forse positiva che viene chiarita è che non c'è nessun obbligo contumaciale per i parenti o comunque i genitori eccetera che hanno il figlio quarantenato, cioè non è che se non per accudimento, però non c'è una restrizione sanitaria, non c'è nessuno obbligati a stare a casa perché contatti di un contatto. Ecco, il contatto di contatto è libero, ovviamente ci vuole qualcuno a casa se il bambino è molto piccolo per motivi assistenziali. Questo l'altra cosa importante, l'ho detta, sono il fatto che l'insegnante è considerato contatto stretto se ha fatto più di 4 ore nelle 48 ore precedenti l'evidenziazione della positività, quindi ci vuole una presenza abbastanza impegnativa, dalle elementari in su. Mentre invece se è al nido o scuola dell'infanzia basta il fatto di essere un educatore oppure un assistente in questo contesto, perché non avendo le mascherine, essendo in un contesto un po' più di vicinanza anche fisica, si dà per scontato che è sempre un contatto stretto. Quindi queste sono le principali caratteristiche di differenza con prima, e come ripeto ci rendiamo ben conto che può mettere in difficoltà un po' le famiglie, però la situazione è impegnativa in questo momento. Ha fatto bene a sottolineare il fatto che il contatto di un contatto non debba rispettare la quarantena, insomma possa essere messo a stare in libertà tranquillamente. Le chiedevo, dottore, nella lettera, nella mail che riceverà la famiglia eventualmente per comunicare il caso positivo, ci sarà anche già fissato l'appuntamento dopo i 10 giorni di quarantena per sottoporre il tampone? Dovrà essere la famiglia che fisserà l'appuntamento per il tampone di fine quarantena? Come funziona? La famiglia sarà comunicato tutto alla famiglia. La famiglia non deve muoversi, non deve andare alla caccia del tampone per il libera tutti. Siamo noi della sanità che organizziamo tramite la centrale operativa territoriale
o diciamo l'igiene pubblica, la data del tampone, che faremo in modo che sia sempre al 10° giorno, ovviamente, perché già la famiglia è abbastanza penalizzata, bisogna essere molto scrupolosi su questo. E come ripeto, può essere in accordo con la scuola nel contesto scolastico oppure nella modalità drive-thru. Le aziende sanitarie del Veneto sono organizzate su questi 2 binari. Ecco, ricordo che per chi non volesse far fare il tampone, che la quarantena è sempre di 14 giorni, il tampone anticipa al 10°, ecco, se no si può fare a meno di fare il tampone, al 14° giorno c'è la chiusura, diciamo, automatica della quarantena. L'altra cosa da dire è che per la riammissione in classe, quindi o c'è il 14° giorno oppure si può andare con l'esito, quindi che viene rilasciato immediatamente quando si fa il tampone rapido, quello è sufficiente per rientrare a scuola, all'esibizione a scuola dell'esito, cioè del foglietto di carta in cui si scrive l'esito negativo del tampone. Lo dico perché su questo spesso ci sono, come dire, delle decisioni discordanti, magari qualche scuola non è d'accordo, invece l'esito è scritto nelle disposizioni regionali, è sufficiente per il rientro in classe. Ecco, questo è importante, quindi dovesse succedere che, facciamo un esempio, in classe di mio figlio c'è un positivo, mi viene fissato l'appuntamento dopo il 10° giorno, io porto a fare il tampone, mi viene dato immediatamente, oppure dopo un paio d'ore io posso scaricarlo, l'esito del tampone negativo, io l'indomani posso con questo certificato in mano portare regolarmente mio figlio a scuola. Non mi serve una lettera o una comunicazione da parte della scuola? È sufficiente l'esito. Con l'esito non è che, cioè, già il giorno stesso il ragazzo o la ragazza è un libero cittadino, cioè, può uscire di casa perché è dura stare a casa, è dura. Certo, e è giusto ricordare che sono in quarantena come qualsiasi altra quarantena, quindi devono stare in casa, non possono vedere amici, non possono vedere altri familiari esterni del proprio nucleo familiare. Grazie che lo richiamo, perché bisogna essere seri sulle cose. Cioè, quando di Covid si muore, ecco, non muoiono i più giovani magari, ma i più anziani sì, e anche le persone di media età. E quindi non si scherza. Chi è isolato, cioè il positivo, sta a casa ed è isolato anche dai propri familiari. Si bussa alla porta, si lascia il mangiare nella prossimità della camera da letto se non mangia in camera, oppure si mangia a turni in cucina. E il quarantenato, che quindi è una persona che si ipotizza sia negativo, ma è stato vicino ad un positivo, ha lo stesso le sue restrizioni e comunque non esce. Cioè, nell'attesa che la campagna vaccinale faccia quello che deve fare, cioè immunizzare le persone, quindi stroncare alla base la replicazione virale e la sua diffusione, noi abbiamo gli strumenti di prima e ci vorranno diversi mesi prima di vaccinare tutta la popolazione. Quindi è importante mantenere la quarantena o l'isolamento, la mascherina ovviamente, il gel per le mani o il lavaggio con il sapone in maniera accurata e il distanziamento, perché ricordiamoci che c'è scritto nel provvedimento regionale, il provvedimento è stato preso per gli assembramenti, c'è scritto molto bene nell'ordinanza, perché la scuola continua a essere un ambiente sano e sicuro. Sono pochissimi i casi focolari reali, cioè 3, 4, 5 bambini nel contesto scolastico. Burocraticamente si considera focolaio un secondo caso positivo dove c'è stato il primo, ma capite bene che questo singolo caso è emerso tante volte per puro caso, insomma, chissà dove si è pigliato il virus. E invece è un ambiente appunto sicuro. Però tutto quello che ruota intorno al mondo della scuola è quello che preoccupa. Quindi è stato fatto un piano trasporti, con delle difficoltà anche, e poi c'è il timore degli assembramenti all'esterno della scuola. Ricordo che c'è scritto nel dispositivo regionale che nel Veneto abbiamo 117.000 studenti e delle superiori e 18.000 tra insegnanti e personale ATA, quindi c'è una movimentazione importante. Questo è stata la motivazione per lasciare a casa ancora per un po' i nostri figli delle superiori. E invece, come abbiamo detto, c'è un restringimento o anzi un aumento della possibilità di quarantenare nei bambini e negli studenti più giovani.
Dottore, l'ultimissima domanda, magari non mi può rispondere, però c'è un grande dibattito sull'opportunità o meno di vaccinare anche i più giovani, proprio per permettere loro di andare a scuola in tranquillità, di tornare ad una normalità scolastica. Una possibilità secondo lei fattibile o comunque insomma una strada giusta da percorrere? Allora, è giusto vaccinare per prima chi è più fragile. Io ho questa impostazione e credo che potrei anche documentarla in maniera, come dire, importante, rifacendomi a persone molto più esperte e capaci di me. E devo dire che comunque gli insegnanti sono nel piano vaccinale nazionale e regionale in fascia 2 con i servizi essenziali. E quindi con la rapidità che il Veneto sta dimostrando nel fare la vaccinazione, io conto che intanto gli insegnanti potranno essere fatti con la polizia, con altri servizi essenziali, l'Avis o quant'altri, molto rapidamente. Quindi diciamo intanto gli insegnanti potranno essere, penso, con la primavera, se non anche prima, già vaccinati. Per i giovani studenti io, come dire, umanamente mi sento molto vicino sì, sono anche fin troppo calmi, insomma, a mantenersi così, esclusi da un ambiente che è loro, però in questo momento dobbiamo pensare alle persone più fragili, le persone più anziane certamente, e poi anche quelle ammalate. Cioè, è uno sforzo, ci sono i ragazzi del 99 hanno fatto la guerra e i ragazzi del 2000, 2001, 2003 e così hanno la guerra al virus. È un sacrificio che chiediamo loro, importante, non lo posso negare, però pensiamo a quelli che hanno dovuto anche rischiare e soffrire di più. Assolutamente sì, un sacrificio per gli altri, perché è fondamentale in questo momento ancora critico. Grazie davvero al dottor Luca Gino Sbrogiò, direttore del Dipartimento Prevenzione. In fine trasmissione mi permetta però di dirlo. Prego. Ecco, che i ragazzi devono essere responsabili anche negli spazi di libertà fuori dalla scuola. Sì. Che vuol dire che gli assembramenti a casa delle persone, oppure in piazza, oppure dovunque, devono essere limitati e sempre fatti con grande intelligenza, perché cioè, altrimenti il virus continua a girare tra i giovani che si incontrano al di fuori del contesto scolastico. Ha fatto benissimo a fare questo inciso, la voglia di tornare alla normalità c'è in tutti noi, ma fino a quando continueremo a non rispettare fino in fondo anche i più giovani queste regole basilari purtroppo non ne usciremo così facilmente, quindi è importante, spesso si vedono gruppetti di ragazzi anche fuori da centri commerciali eccetera con la mascherina abbassata che stanno vicini e purtroppo insomma basterebbe indossare la mascherina e scambiarsi due parole, si riesce lo stesso anche con la mascherina che copre naso e bocca. Grazie per questa precisazione dottore, ha fatto benissimo, grazie ancora dottor Sbrogiò e buon lavoro naturalmente, a presto. Grazie, arrivederci. Questo dunque è il punto, le novità per quanto riguarda il protocollo per le scuole. Prima di andare in pubblicità vi darei alcuni aggiornamenti di cronaca, perché nel frattempo ci sono molte novità di cronaca, a partire da questa che leggiamo dal Gazzettino.it. I militari del nucleo di polizia economico-finanziario della Guardia di Finanza di Milano hanno sequestrato nel porto di Genova il maxi yacht di oltre 50 metri di proprietà di Paolo Fassa, titolare dell'azienda trevigiana di calcestruzzi Fassa Bortolo e patron dell'omonima squadra di ciclismo, indagato per frode fiscale e autoriciclaggio in un'inchiesta dei PM milanese Paolo Storari e Giordano Baggio. Il valore stimato dell'imbarcazione, che vedete nella foto della Guardia di Finanza di Milano, è di circa 30 milioni di euro. Questa notizia di cronaca, e poi purtroppo ci sono anche due incidenti sul lavoro. Un agricoltore è morto questa mattina a Bovolino, in località del comune di Buttapietra, al confine con Verona. L'uomo stava lavorando nei campi e per cause in corso di accertamento si è ribaltato con il trattore, restando incastrato sotto il mezzo agricolo. E restando sempre a Verona, un operaio italiano di 61 anni è morto dopo essere caduto all'interno di un silus durante le operazioni di pulizia in un mangimificio sempre a Buttapietra. Quindi due incidenti sul lavoro mortali accaduti sempre nel veronese a Buttapietra. Le cause dell'incidente sono al vaglio degli ispettori dello SPISA dell'USL 9 Scalone
Caligera, intervenuti sul posto insieme ai vigili del fuoco. Questi gli aggiornamenti di cronaca. Adesso noi invece ci fermiamo per pochissimi minuti di pubblicità, ma restate con noi a tra poco. Rieccoci in diretta. Dunque, proprio mentre era in corso la conferenza stampa del Presidente Zaia, è arrivata la notizia, la decisione del Comitato Tecnico Scientifico sulla base dei dati dell'Istituto Superiore di Sanità, per cui il Veneto da domenica 10 gennaio sarà in fascia arancione. La nuova ordinanza che firmerà entro la serata il ministro Speranza andrà in vigore da domenica 10 fino a venerdì 15 gennaio, quando di fatto scadrà il DPCM al momento in atto. Con il nuovo DPCM verranno valutate eventuali proroghe, fa sapere il Ministero della Salute. Tra i vari dati che sono stati analizzati dall'Istituto Superiore di Sanità per arrivare poi a questa decisione, non solo l'R-Conti che in Veneto ha una media di 0,97, ma anche l'incidenza su 100.000 abitanti che dopo settimane di calo è in crescita ed è in crescita, ha una crescita importante nella regione Veneto. Si evidenzia, dice l'IS, il persistente valore elevato di questo indicatore nella regione Veneto, che è 927,36 per 100.000 abitanti negli ultimi 14 giorni. Questo quanto rileva la bozza di monitoraggio settimanale del Ministero della Salute insieme all'Istituto Superiore di Sanità. E quindi tanti settori fermi, naturalmente lo ricordiamo, bar e ristoranti che rimarranno chiusi anche per tutto il giorno, salvo poter fare l'asporto, ma c'è un settore che ormai è fermo da mesi ed è quello della cultura, dei musei. E allora di questo parliamo insieme ad Ombretta Frezza, critica e storica dell'arte. Buongiorno e benvenuta, grazie per essere con noi. Buongiorno a lei Francesca e grazie mille dell'invito. Ho visto la sua espressione, questa sua espressione di rammarico quando ho detto fermi da mesi. Da quando voi non potete tornare al museo, mostrare, fare quello che è il vostro lavoro ma anche la vostra passione? Il DPCM è quello di novembre, quindi cos'era il 3 novembre, il 4 novembre del 2020, quindi sono 2 mesi abbondanti ormai che siamo fermi. Prima come siete ripartiti dopo il primo lockdown, come siete ripartiti? Dopo il primo lockdown siamo partiti, almeno personalmente, anche bene, perché dal 18 giugno fino al 17 ottobre sono andata avanti spedita. Ho lavorato estate compresa, quindi organizzando mostre in città e anche fuori, qualche conferenza, qualche presentazione di libro, quelle magari non in presenza online, comunque sì, c'era questa volontà. Poi per novembre, da novembre in poi avevo, penso come tanti miei colleghi, dei lavori da portare avanti, ma i ponti sono saltati. Al momento non c'è ancora una data per una riapertura, anche se voi chiedete la possibilità di ricominciare magari su prenotazione a numero chiuso, ma come anche si dice per il teatro è possibile ritornare in piena sicurezza? Secondo me sì, noi chiediamo di ritornare nei musei, di ritornare anche in tutti quei luoghi che sono deputati agli eventi, quindi sì, anche cinema e teatri secondo noi, contingentando con le misure più accorte di sicurezza, quindi la mascherina, l'igienizzazione delle mani, la misurazione della temperatura, quello che c'era in realtà anche la scorsa estate. Io ho fatto dei lavori, ho fatto un lavoro al Museo di Santa Caterina in luglio e queste sono state le accortezze che abbiamo adoperato noi operatori e anche gli utenti, quindi penso che si potrebbe. E avete già magari pensato, studiato a delle possibili, perché immagino che questi mesi fermi non vi abbiano tenuto fermi effettivamente, ma vi abbiano portato a capire, a confrontarvi anche magari tra di voi su come si potrebbe, su proposte anche da avanzare proprio per una ripartenza in sicurezza. Quali possibilità ci sono sul tavolo? Ma in realtà
mi sono sì confrontata con alcuni colleghi critici e storici dell'arte. Noi chiederemo magari come ripartenza, magari di riuscire a ripartire intanto anche con un online, tanto per avere così, non far morire del tutto il discorso cultura. Io stessa sto portando avanti in questo momento un progetto online, ad esempio con la galleria Web Art Gallery e Arte in Fiera Dolomiti, una mostra più o meno a settimana online. Però vorremmo, secondo noi, che contingentando, riuscendo magari su prenotazione, anche gli eventi su prenotazione potrebbero essere la soluzione che possa aprire le porte degli eventi della cultura, insomma dei luoghi della cultura. Il teatro, ad esempio, ha cercato di mantenere vivo il rapporto con il pubblico proprio con degli eventi online. E anche, come lei dice, anche il mondo dell'arte sta facendo così, ma non è lo stesso. E il timore proprio di chi lavora nel teatro è quello di perdere quel rapporto diretto, quel filo diretto con il pubblico. È il vostro timore? Sì, allora io lo posso confidare. In effetti io sto lavorando online in questo momento, poco ovviamente, però ringrazio il Signore che comunque quel poco riesco a farlo. Certo mi manca dall'altra parte il pubblico, la gente, il calore dell'appassionato d'arte, dell'avere l'artista accanto, di avere le persone vicine. Quello manca e quindi posso capire i colleghi che lavorano nel mondo del teatro. Sì, è una paura che abbiamo in effetti. Secondo voi anche quando si ritornerà, e ci auguriamo il prima possibile, a riaprire musei, teatri, luoghi di cultura, il pubblico, gli utenti faranno fatica a ritornare? Allora, non credo, perché almeno così, sentendo anche molti amici, restando in contatto con i miei artisti o comunque sentendo le persone a me vicine, c'è voglia di tornare in un museo, di tornare al cinema, di tornare a teatro, di godere della bellezza dell'arte. Secondo me no, c'è proprio tanta fame invece di cultura e di arte in questo momento. Secondo lei, secondo voi, se ne parla troppo poco quando si parlano dei settori penalizzati dalle chiusure? Si parla poco di arte e di cultura? Sì, secondo me sì, anche perché tante volte, non voglio fare polemica con nessuno assolutamente, mi rendo conto che il momento è estremamente difficile e in questo momento io non vorrei essere il Premier Conte, lo dico tranquillamente. Però sì, a volte non si sente neanche più nominare la parola museo e allora questo fa male. A noi storici e critici d'arte fa molto male, fa male agli artisti e fa male anche agli utenti. Sul fronte ristori, sul fronte insomma proprio dal punto di vista pratico di quelle che sono risorse arrivate al vostro settore? Pochino, è arrivato pochino perché chi lavora in partita IVA ha avuto i 600 euro famosi, 600 più 600. Chi lavora senza partita IVA perché appunto ci sono i contratti come lavoratori autonomi occasionali, lì non arriva proprio niente, quindi là bisogna attingere ai fondi che la gente ha, non c'è tanta speranza. La cultura, l'arte in generale potrebbe anche diventare un obiettivo per cercare di guardare con ottimismo al futuro, cioè affidarsi al bello che rappresenta il nostro paese, perché l'Italia è bella dal punto di vista naturalistico, dal punto di vista artistico, culturale, quindi guardare al bello per cercare di risollevarsi e magari anche essere più responsabili con il pensiero di poter tornare a godere del bello del nostro paese. Beh sì, perché l'arte comunque per antonomasia è una cura dell'anima a mio avviso e lo ha dimostrato anche in passato, perché comunque spesso l'arte viene utilizzata anche nelle terapie contro malattie importanti e quindi penso che il pensiero dell'arte come bellezza, come luce, mettiamola così, che
potrebbe bucare un pochino questo buio che ci sta avvolgendo, sicuramente potrebbe dare speranza, anche perché, come ha detto lei, insomma, il nostro paese è una bellezza continua, non c'è, penso, regione, angolo di regione che non abbia un paesaggio o un luogo artistico degno di nota, anzi siamo al 100% forse uno dei paesi più belli del mondo. Allora, il nostro augurio è quello di poter tornare a godere di questa bellezza da tutti i punti di vista, perché questo significa che saremo finalmente usciti da questo lungo tunnel, da questo incubo chiamato coronavirus. Io la ringrazio davvero tantissimo per aver portato la voce dell'arte e della cultura. Grazie ad Ombretta Frezza, critica e storica dell'arte. In bocca al lupo e buon lavoro, sperando che il futuro ci regali di nuovo tante mostre e tanta arte, ne abbiamo tutti bisogno. Grazie davvero e buon lavoro, a presto. Grazie a lei, grazie, arrivederci a tutti, grazie. Siamo in chiusura, vi ricordo la notizia di giornata di oggi. L'Istituto Superiore di Sanità, il Comitato Tecnico Scientifico, dopo aver analizzato i dati pervenuti dalle regioni, hanno deciso le nuove fasce di rischio per le regioni italiane. Il Veneto, insieme ad altre regioni, sarà in fascia arancione a partire da lunedì di fatto, perché lo ricordiamo che il DPCM di Natale prevede oggi fascia gialla, poi domani e domenica fascia arancione che riguarderà il Veneto anche dall'11, quindi da lunedì fino al 15 gennaio, quando poi di fatto scadrà il DPCM in vigore, quindi si andranno a decidere probabilmente ulteriori restrizioni o ulteriori deroghe. Staremo dunque a vedere. Intanto il Veneto fascia arancione da lunedì. Noi siamo in chiusura, vi ricordo che l'informazione di Antena 3 torna questa sera puntuale alle 18:30 con le edizioni serali dei nostri telegiornali. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata.